Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è lunedì 6 maggio, avremo due ospiti. Il primo sarà il sindaco di Muggia Paolo Polidori, che sarà con noi tra le 8 e le 9, dalle 9 alle 10, la consigliera del Movimento 5 Stelle Alessandra Ricchetti. Andiamo a leggere la pagina meteo con la situazione generale. Il promontorio anticiclonico presente sull'Italia oggi andrà indebolendosi per l'avvicinamento di una moderata depressione atlantica che tra martedì e mercoledì interesserà anche la regione. Oggi al mattino su tutte le zone cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata sarà probabile un aumento della nuvolosità, specie verso la zona montana, con piogge sparse deboli o moderate, ma saranno possibili però anche rovesci temporaleschi. Verso sera le piogge probabilmente si estenderanno anche in pianura, sulla costa rimarrà in genere più soleggiato e soffierà vento moderato da sud o sud-ovest. Le temperature minime tra i 12 e i 15 gradi, le massime invece fra i 18 e i 20 gradi centigradi. Sguardo a domani, martedì 7 maggio, cielo in prevalenza coperto sulla zona montana, nuvoloso sulle altre zone. Su tutta la regione saranno probabili rovesci e temporali sparsi, con piogge più frequenti e abbondanti verso la zona montana. Sulla costa possibili schiarite, minore probabilità di piogge e soffierà vento moderato da sud. Quota neve oltre i 2000 metri circa, le temperature minime tra i 13 e i 16 gradi, le massime tra i 17 e i 19 gradi centigradi. Andiamo a vedere anche le notizie dalla prima pagina del Piccolo. Questa è l'edizione di Trieste di oggi, con questo virgolettato che apre l'edizione. Me l'ha detto Satana, Silvia Comello, 42 anni, in stato confusionale, dopo aver ucciso con forbice e acido Stefano Jurig, 43 anni, omicidio a Bicinico. La donna fermata aveva scarpe e abiti sporchi di sangue, è stata lei a chiamare le forze dell'ordine. L'articolo si apre con queste parole: Satana mi ha ordinato di ucciderlo, sono stata io. Così Silvia Comello, 42enne di Reana del Roiale, nella tarda serata di sabato scorso ha spiegato ai carabinieri che l'hanno trovata in stato confusionale, con gli abiti e le scarpe ancora sporchi di sangue, a pochi metri dall'abitazione di via Roma a Bicinico, in provincia di Udine. La dinamica dell'uccisione di Stefano Iuri, 43 anni, a chiamare il 112 era stata proprio la stessa Comello. La vittima è stata colpita per oltre 10 volte. Su questo sentiremo tra poco anche il servizio che la redazione di TV12 ha realizzato ieri e che anche Tele4 ha trasmesso nell'edizione serale del telegiornale. Ci arriviamo però dopo la lettura della prima pagina del Piccolo. Altre notizie con le nuove frontiere dei benefit per attrarre e trattenere i dipendenti. C'è l'inserto di oggi al Piccolo Nord-Est Economia, e all'interno di questo inserto si parla delle regole del lavoro e anche dell'ente pubblico, con questi benefit che saranno probabilmente introdotti proprio per fare in modo che il lavoro sia più attrattivo e più competitivo. Costo del lavoro, nodo da sciogliere, sempre il focus dell'inserto. Un rimorchiatore per Giorgetti, scrive Luca Piana, il quadro della situazione del mondo del lavoro. Altre notizie: la politica, il confronto Fratelli d'Italia-Lega sul cammino delle riforme. Nel periodo della campagna elettorale che stiamo vivendo per le elezioni europee e di numerosi comuni che vanno al voto nell'Election Day, ci sono confronti interni alla maggioranza tra Fratelli d'Italia e Lega. La città e il turismo, hotel sold out, ristoranti pieni nel maxi ponte da record, con il turismo a Trieste che segna numeri importanti per le strutture ricettive, park silos in bilico tra pienone e stalli liberi, la fame di posteggi, anche se non soprattutto proprio per l'arrivo di tanti turisti in città. La fotonotizia col basket, Trieste spugna il parquet di Torino, avvio con il botto nei playoff di A2, i biancorossi prendono in mano la serie, cominciando a Torino con una vittoria. Si giocherà nuovamente gara 2, sempre in Piemonte, dopodiché si faranno le gare a Trieste.
Il commento: i sindaci abbandonati in trincea, scrive Francesco Iori. Sindaco Cercasi, siamo agli sgoccioli della presentazione delle liste, poi le amministrative, e il dato più clamoroso è la difficoltà trasversale agli schieramenti di trovare candidati per il ruolo di sindaco. Qualcosa di personale alle europee e l'analisi di Fabio Bordignon: saranno tutti in campo alle europee, i capi partito, indipendentemente dalla presenza del nome in lista o sulla scheda e dalla volontà di giocarsela in prima persona. Se il governo viola le regole del calcio, scrive Giancarlo Padovan, nello spazio denominato Palla Quadrata, che guarda, come si capisce dal titolo, al mondo del calcio, del pallone in generale. Spring Run, la festa dei 10.000, è stata la festa della primavera, dei colori, delle famiglie, della voglia di stare assieme. In tantissimi hanno affollato ieri Piazza Unità all'arrivo alla Trieste Spring Run, e prima il Porto Vecchio, Viale Miramare e la strada costiera. Un'edizione da record con oltre 10.000 partecipanti, quasi 6.000 alla Family, 2.500 alla Trieste 21 km e 1.500 alla Trieste Spring Young giorni fa con i bambini delle scuole in Piazza Unità, e 250 tra specialisti dei roller e della staffetta solidale. Le gare le più nuove nel contesto della Kermesse. La staffetta solidale era la novità di quest'anno, la corsa sui rollerblade era già stata attivata l'anno scorso con una modalità differente, quest'anno replicata con un itinerario impegnativo, e sono state presenze importanti ieri, anche aiutate dal meteo. Pagina dunque 2 della cronaca del piccolo: me l'ha ordinato Satana, lo uccide con le forbici e gli getta acido sul viso, così è morto Stefano Juric, 43 anni, fermata Silvia Comello, di anni 42, di Reana. La vittima è stata colpita per oltre 10 volte e aveva anche una lacerazione al collo. Ma sentiamo il riepilogo di quanto accaduto nel servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale ieri sera. Un efferato omicidio nella tarda serata del 4 maggio ha sconvolto il piccolo comune di Bicinicco, meno di 2000 abitanti, a metà tra Mortegliano e Palmanova, in provincia di Udine. Una donna di 42 anni, Silvia Comelli, di Reana del Roiale, ha riferito ai carabinieri di aver ucciso un uomo, Stefano Juric, di 43 anni. È stata lei stessa a contattare il 112 dicendo di aver assassinato un conoscente. Il delitto si è consumato al culmine di momenti di tensione e di una lite nell'abitazione della vittima, in una palazzina di 3 piani di un piccolo agglomerato di case vicino alla chiesa del paese. All'arrivo dei carabinieri della compagnia di Palmanova, la donna era in strada con gli abiti sporchi di sangue. Dentro l'abitazione è stato trovato il cadavere, che presentava numerose ferite da taglio, inferte con un coltello e delle forbici. La donna avrebbe anche gettato sull'uomo dell'acido muriatico. Le indagini svolte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine sono coordinate e dirette dal pubblico ministero Andrea Gondolo ed hanno consentito di ricostruire i primi elementi dell'omicidio. Tuttavia resta ancora oscuro il movente. Inizialmente sembrava farsi strada l'ipotesi del delitto a sfondo passionale, poi le informazioni raccolte a Reana del Roiale hanno aperto ad altre considerazioni al vaglio degli inquirenti. La vice sindaca reggente di Reana, Anna Zossi, ha riferito di una situazione di forte fragilità della donna, nota ai carabinieri, alla polizia locale ed ai servizi sociali. Secondo altre informazioni, non sarebbe il primo caso di tensioni e liti tra i due, almeno un altro episodio sarebbe avvenuto qualche mese fa. Silvia Comelli, dopo aver contattato il 112 per autodenunciare l'omicidio, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di fermo. Trascorsa la notte è stata trasferita in mattinata presso il carcere femminile di Trieste. Questa è la ricostruzione di Francesco Pezzella della redazione di TV12, la pagina del piccolo, ex campione di ciclismo, spesso lavorava all'estero per lunghi periodi, era allegro e altruista. Il ricordo dell'amico d'infanzia con cui Stefano giocava a Bolzano. La vice sindaco di Reana: il comune ha sempre cercato di seguirla, ha rifiutato ogni aiuto. La reggente Zossi assicura: la donna era all'attenzione dei servizi sociali. Queste sono le due, la pagina divisa in due
con il ricordo della persona deceduta e con la ricostruzione del profilo della donna che lo ha ucciso, con la sua situazione nota, ma allo stesso tempo la donna si era rifiutata di ricevere aiuto dall'esterno. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea, buongiorno. Volevo domandare se fosse sciopero degli autobus oggi. Se oggi c'è uno sciopero degli autobus, lo Sì. verifichiamo, adesso facciamo un paio di accertamenti, lo diremo magari nel corso della mattinata, signora. Ah, ho capito, grazie. Grazie, buona giornata. Dunque, non risulta niente dai canali del Comune di Trieste per avere un riscontro 6 maggio, sciopero dei trasporti a rischio. Vediamo a livello nazionale, garantite comunque le fasce come sempre di esigenza, le fasce cosiddette garantite. Ancora sciopero trasporti, dopo lo stop del 4 e 5 maggio dei treni si prospetta un nuovo stop alla giornata di oggi per il trasporto locale. Dunque, lo sciopero del trasporto indetto per oggi è stato organizzato da CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB Alcobas e USB Lavoro Privato. Vedremo nel corso della giornata, anche per quanto riguarda Trieste, quali sono le sigle, o meglio, quante sono le sigle a Trieste che aderiranno a questo sciopero, e poi magari vi daremo riscontro anche su eventuali disagi alla circolazione. Quindi è previsto uno stato di agitazione, bisogna capire in quanti però del personale della Trieste Trasporti aderirà a questo sciopero, perché molto spesso il fatto che una sigla indica uno sciopero, da un lato non vuol dire che tutti gli appartenenti alla sigla vogliano parteciparvi, ma dall'altro allo stesso tempo se una sigla ha più o meno iscritti, insomma questo va poi a essere differente nelle ripercussioni del traffico e delle eventuali disagi, problematiche riguardo al trasporto. Andiamo alle altre notizie del piccolo. Arresto shock di un italiano a Miami, legato e incaprettato dalla polizia. La madre dello studente 25enne gli hanno rovinato la vita. Tajani si dice profondamente colpito dalla violenza. Questo è il fermo immagine del video in cui mostrano vari momenti dell'arresto, compreso l'incaprettamento. Non bastano le manette, prima bloccato da un ginocchio, poi la forte stretta di una cinghia ad aggiungere inutile sofferenza nella cella. Stavolta gli obiettivi delle body cam degli agenti statunitensi. C'è un giovane italiano, Matteo Falcinelli, 25enne di Spoleto, vittima di un violento trattamento dei poliziotti. Le immagini shock del suo arresto, avvenuto lo scorso 25 febbraio a Miami, rese note soltanto in queste ore dalla famiglia, scuotono fino a indurre la massima attenzione sul caso da parte della Farnesina, che da quasi 3 mesi segue la vicenda attraverso il consolato generale nella città della Florida, fin da quando Falcinelli fu bloccato dalla polizia per violenza, poi derubricata resistenza, oltraggio e violazione di domicilio, quella notte in cui il ragazzo stava tentando di rientrare in uno strip club dove era stato per riavere i suoi telefoni smarriti all'interno del locale. Lo stesso ministro e vice premier Antonio Tajani, che ha contattato la madre del 25enne per portare la sua solidarietà, si è detto profondamente colpito dalla violenza e del tipo di trattamento che è stato applicato al nostro giovane connazionale. Quel sistema in Italia evoca qualcosa che neppure voglio nominare, azioni ritenute inaccettabili anche dal console, di cui Falcinelli porta ancora i segni di profonde ferite psicologiche, secondo quanto spiega la madre. La sua voglia di vivere si è trasformata in un incubo di vivere, ha detto proprio la madre del ragazzo. Rinforzi al Beccaria, a giorni 47 nuove guardie carcerarie, in arrivo entro questa settimana nel carcere Beccaria, al centro delle indagini della Procura di Milano su presunte torture e aggressioni ad alcuni giovani detenuti, e che il 22 aprile scorso ha portato in cella alla sospensione del servizio di 21 guardie. Nella stessa pagina: sono stato torturato per 13 lunghi minuti ma sono sopravvissuto. La testimonianza
ho i miei diritti, non sto ponendo resistenza, per favore, la supplica di dolore che arriva da Matteo Falcinelli è un ripetere continuo di please, please, mentre uno degli agenti lo tiene bloccato in terra con il ginocchio prima che il giovane venga legato alle mani e ai piedi. Quindi le parole pronunciate da Falcinelli mentre era braccato dalla polizia. Agenti killer negli Stati Uniti, oltre 1200 persone uccise nel 2023. In questo articolo si fa un po' il quadro di quella che è l'attività e la metodologia della polizia negli Stati Uniti, dalle percosse a pratiche ai limiti della tortura come il hog tying perpetrato su Matteo Falcinelli a Miami fino alla morte. L'eccesso di violenza della polizia negli Stati Uniti è purtroppo all'ordine del giorno, con statistiche agghiaccianti che rivelano come sia una piaga largamente diffusa tra le forze dell'ordine di tutto il paese. Poi l'articolo si dilunga anche con diversi casi presi ad esame. Siamo alla politica ora, la sfida Fratelli d'Italia Lega sul cammino delle riforme. Autonomia e premierato diventano un test sulla tenuta delle alleanze prima della corsa al voto per le europee di giugno, una settimana cruciale per la politica, viene così definita. Spuntano nuovi DDL per il piano salva casa, 2 sono meloniani, il partito entra nel dibattito sulla rigenerazione urbana, tema che potrebbe ricomprendere al suo interno le norme sul salva casa volute da Salvini. Scende in campo anche Fratelli d'Italia. Il partito della Premier era rimasto finora fuori del contenzioso che nella maggioranza aveva visto gareggiare i 2 vice premier. Salvini, pronto un decreto per concedere le mini sanatorie, e Tajani, propenso invece ad utilizzare più o meno lo stesso filone del DDL Gasparri sulla rigenerazione in discussione in Senato, ma ora con 2 nuovi DDL, disegni di legge, appena depositati, sempre a Palazzo Madama, anche Fratelli d'Italia sembra voler partecipare al dibattito e dire la sua, proponendo peraltro un'ampia delega al governo per la semplificazione delle disposizioni legislative in materia urbanistica. Altri argomenti: diffondete fake news, l'azienda contro l'Usigrai alla vigilia dello sciopero, il sindacato dei giornalisti critica le scelte della RAI, preferiamo perdere la paga piuttosto che la nostra libertà, la TV pubblica si difende. E scontro tra l'azienda e l'Usigrai alla vigilia dello sciopero proclamato dal sindacato dei giornalisti e della TV pubblica per protestare contro le scelte aziendali sul fronte della gestione del personale e per rivendicare la propria autonomia e libertà di fronte ai tentativi di censura. Inasprire il confronto sono i video diffusi sulle reti RAI con le ragioni della protesta e la replica di Viale Mazzini che accusa la controparte di diffondere fake news, facendo così insorgere non solo la stessa Usigrai ma anche l'opposizione. Nel video il sindacato attacca le scelte aziendali che accorpa testate senza discuterne, non sostituisce coloro che vanno in pensione e in maternità, facendo ricadere i carichi di lavoro su chi resta senza una selezione pubblica e senza stabilizzare i precari, taglia la retribuzione cancellando unilateralmente il premio di risultato. E poi, come anche in questo caso, l'articolo procede con ulteriori richieste e ulteriori momenti di dissapore tra le parti. Schlein divide i Dem, firma contro il Jobs Act, il referendum della CGIL. Li Schlein firmerà il referendum della CGIL, tra cui quello sul Jobs Act, lo ha annunciato la stessa segretaria del Partito Democratico, cogliendo di sorpresa osservatori e dirigenti del partito che immaginavano un periodo di decantazione durante la campagna elettorale per le europee rispetto ad un punto divisivo per i Dem, a margine della festa dell'unità a Vecchiazzana Forlì, dove ci sono i banchetti della CGIL per raccogliere le firme sul referendum. A Schlein è stato chiesto se aderirà ai quesiti. Ho già detto che molti del Partito Democratico firmeranno, così come altri non lo faranno, ha replicato Schlein. La difficile strada dell'integrazione. Il Kosovo chiede lo stop alle sanzioni dell'Unione Europea, Bruxelles resta fredda, il premier Kurti dice abbiamo soddisfatto tutte le richieste. Stano, portavoce europeo, dice non decide il governo di Pristina. In Serbia cala ancora il numero degli europeisti attraverso un sondaggio. Muro contro muro
ai negoziati, Israele oscura la TV Al Jazeera, Gallant rilancia l'operazione Arafat, si farà presto, lo Stato ebraico non vuole cedere sull'interruzione definitiva della guerra a Gaza, l'emittente del Qatar critica la decisione di Israele e la definisce criminale. Biden ha bloccato l'invio di un carico di munizioni verso Tel Aviv. Ci spostiamo al collegamento con la sala operativa della polizia locale per l'aggiornamento consueto relativo a segnalazioni e a viabilità. Buongiorno al commissario De Grassi, pronto in linea con noi. Buongiorno, Gugliotta, e buon inizio settimana a voi e a tutti i telespettatori. Iniziamo con il dire che per quanto riguarda la nottata, almeno per quanto ci riguarda, abbiamo avuto solamente degli interventi di routine da parte delle nostre pattuglie, niente di particolare da segnalare. Per la giornata odierna non abbiamo particolari avvenimenti in nota che potrebbero andare a influire sull'andamento della giornata per quanto riguarda la viabilità e la vita dei cittadini. Per quanto riguarda ieri mi risulta che sia andato tutto bene come servizi per quanto riguarda la Bavisela e tutte le attività correlate. Diciamo, oggi non abbiamo niente di particolare. Adesso sto guardando le telecamere, almeno quelle principali, non vedo niente di congestionato, un po' di traffico in via Carducci, ma niente di particolare vista anche l'ora. Non abbiamo particolari interventi in atto, le pattuglie stanno iniziando, veramente a questo punto vi rimanderei la linea sperando che non accada niente di particolarmente grave per cui mi tocchi richiamarvi. Certo. Bene, grazie De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche a voi tutti. Andiamo a leggere ulteriori articoli del Piccolo, perlomeno i titoli per la rassegna stampa. Mosca è pronta a fare sabotaggi in Europa. L'allarme degli 007, Mosca sta preparando attentati contro le infrastrutture europee, mettendo a rischio anche la vita di civili. È allarme lanciato oggi dal Financial Times, proprio nel giorno in cui le truppe russe continuano ad avanzare sul campo di battaglia ucraino. Il giornale della City sottolinea che sono state diverse agenzie di intelligence europee ad aver avvisato i loro rispettivi governi sulle nuove minacce russe, anche sulla base di diverse indagini che sono al momento in corso. Xi Jinping arriva a Parigi, la dura Pasqua di Kiev, i russi avanzano a est, questo il fronte ucraino. Max Alaimo, 50 anni, a 3 stelle, nato da una nota famiglia di ristoratori, lo chef si tiene lontano dai riflettori e non smette di studiare. Evolvere senza scorciatoie, parla all'intervista di Paolo Cagnan della sua opera, della sua vita e logicamente della sua attività. La rassegna Padova, il festival La Scienza che fa sold out, code e teatri gremiti nel segno di Galileo, bilancio record per l'edizione 2024 dell'evento gemello di Trieste Next. Chiusura con Lundqvist e Tonelli fra climate change, quark e gluoni, l'ultima sessione ieri mattina con l'esperto svedese di sicurezza idrica e il fisico dell'Università di Pisa che parla di materia, spazio e tempo, proprio argomenti scientifici. Europol contesta i messaggi con crittografia end-to-end, minaccia per la sicurezza collettiva, l'alternativa esiste, ma l'esperto dice che questa soluzione al momento non c'è. Ed è interessante per chi mastica l'argomento capire poi da che parte stanno andando anche i sistemi di protezione della messaggistica istantanea. L'Agenzia Europea ritiene che tale modalità ostacoli le indagini perché le conversazioni non sono intercettabili. Bartoli, docente dell'Ateneo Triestino, dice rischioso introdurre una terza porta d'accesso utilizzabile dagli inquirenti. Per chi ha interesse proprio anche di capire, visto che tutti, se non buona parte di noi, ormai abbiamo un telefono tra le mani e se non è un telefono è un altro strumento comunque collegato a internet, e la messaggistica istantanea di fatto oggigiorno è diventata un po' una costante per molti cittadini. In questo articolo in qualche modo si spiega, prendendo due punti di vista diversi, per quanto comunque possono conciliare in una
soluzione comune, a doverla però identificare prima, quali sono i parametri della sicurezza digitale anche rispetto a tutti i messaggi che ci scambiamo durante il giorno. E in questo entra anche una componente che è quella della necessità da parte delle forze dell'ordine di poter arrivare a determinate conversazioni per il proseguo delle indagini. Gli altri argomenti affrontati: il progetto Blue Eco, misurare il rumore sottomarino, poi il meeting da oggi a mercoledì con Pneumo Trieste con 600 esperti e Mare in FVG, Via da Muggia e Lignano, la terza edizione del festival. Vado a vedere nella pagina successiva, anzi nella stessa pagina, il personaggio Maria Eugenia, l'oceanografa che va a caccia di dati per l'OGS, viene raccontata in questo piccolo articolo anche la figura di chi si occupa della caccia dei dati per lo studio degli oceani. Il focus sulla sostenibilità negli appuntamenti, azioni collettive come fattore chiave, poi la sostenibilità se ne parla al nuovo workshop del laboratorio sulla sostenibilità quantitativa da oggi al 10 maggio alla ICTP. Da oggi invece al 17 di maggio, sempre l'ICTP organizza una scuola sulla tecnologia della fusione nucleare, le possibilità che questa offre in collaborazione con l'AIEA. Il 12 maggio alle 11, evento di anteprima del Festival Scienza e Virgola al Caffè San Marco, ci sarà un incontro sui principi fisici dietro le fasi del processo di preparazione del caffè per gli amanti del caffè, ma anche quelli che vogliono scoprirne il dietro le quinte. Al microscopio con Mauro Giacca, le cellule CAR-T contro i tumori, idea rivoluzionaria ma da perfezionare, dice il docente di biologia a Trieste e Londra. Così è stato anche per le altre innovazioni straordinarie in medicina come la chemioterapia e il trapianto di midollo. Per evitare i rischi si potrebbe cambiare la tecnologia per somministrare i geni ai linfociti. E poi ovviamente nell'articolo molte sfaccettature tecniche differenti. Proteste contro l'aeroporto di Veglia, nel mirino di enti turistici e agenzie di viaggi, la decisione di aumentare le tariffe, poi l'ingresso di pullman e taxi. Verrà chiesto anche l'intervento del Ministero croato dei trasporti. Accanto leggiamo lo scalo operativo dal maggio del 1970, Tito sul primo volo. Plenković alla riapertura del Teatro di Pola, il premier ha presenziato all'inaugurazione. E poi le idee, i sindaci a mani nude abbandonati in trincea, in lista o no, partita personale fra tutti i leader delle europee. Sono i due articoli, il primo di Francesco Iori, quello che vedete in grande, in evidenza, il secondo invece è di Fabio Bordignon e guarda quelle che sono le candidature di tutti i leader dei partiti italiani alle elezioni europee: Meloni, Schlein, Calenda, Tajani e Renzi sulla scheda, ma le sfide riguardano pure Conte e Salvini. Nel carroccio con l'opzione del generale Vannacci c'è la candidatura per l'interposta persona. Allora in tanti si domandano: ma che senso ha a vedere i nomi dei leader dei partiti che buona parte delle volte ricoprono già ruoli come ministro, viceministro, presidente del Consiglio o altro in una scheda delle elezioni europee, nel momento in cui poi queste persone verosimilmente non andranno a ricoprire un posto nell'Europarlamento proprio perché impegnati nei fronti nazionali? È una scelta politica, ovvero metterci la faccia, trainare il partito e andare in qualche modo anche a sfidare gli avversari che, in questo caso le opposizioni, non ricoprendo ruoli istituzionali in questo momento, invece si candidano per proprio accedere in Europa. E dietro a tutta questa operazione di candidature ci sono molte strategie politiche che ai più, me per primo, sfuggono, anche per il senso stesso di dover votare qualcuno che sappiamo benissimo che poi non andrà a ricoprire ruolo in Europa. Dobbiamo andare in pubblicità, non ho visto per il momento, ma insomma spero magari di scorgerne un dettaglio, se non in questo, in qualche altro quotidiano,
quello che è un anniversario che riguarda il Friuli Venezia Giulia, sicuramente non felice, quello del terremoto del 6 maggio del 76, sono passati 48 anni dal terremoto del Friuli, ma ci torneremo nel corso della mattinata, ora una breve pausa pubblicitaria e ricontinueremo con le notizie del piccolo nella rassegna stampa tra qualche minuto. Riprendiamo la rassegna stampa, i sindaci a mani nude, abbandonati in trincea, come abbiamo visto prima, e poi in lista o no, partita personale tra tutti i leader alle europee, sono i due commenti di oggi del piccolo, come abbiamo già commentato il secondo, quello delle liste con quanto riguarda la presenza dei leader, invece per quanto concerne il primo degli articoli, quello un poco più in evidenza è la difficoltà di trovare, soprattutto nei comuni considerati minori per quanto riguarda il numero di abitanti e dimensioni della superficie del suolo comunale, di trovare candidati che vogliano ricoprire il ruolo di sindaco. Troppe responsabilità, troppe difficoltà, per sintetizzare un po' il pensiero di Iori. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi, buongiorno. Pronto? Un appuntamento per una visita medica oggi all'ospedale di Cattinara alle 10:30. Sì. Volevo sapere se è così gentile ad informarsi se c'è o meno lo sciopero. Ma guardi, lo sciopero è indetto, poi in quanti aderiranno io questo non glielo so dire, bisogna capire un attimo dalle prime proiezioni della Trieste Trasporti, perché ci sono diverse sigle che l'hanno indetto e quindi bisogna vedere quanti di questi lavoratori fanno parte delle sigle e hanno intenzione di fare sciopero, quindi non c'è un dato al momento di partecipazione certo, però ci può essere la probabilità che qualche corsa sia cancellata. Penso sia tutto, non so se c'è ancora qualcosa da aggiungere, se c'è anche qualcuno ancora al telefono. Ok, niente, allora possiamo chiudere qui. La telefonata, come detto anche in quella precedente, lo sciopero c'è, è stato indetto, poi ripeto ancora una volta, bisogna vedere in quanti potranno e vorranno aderire alla giornata odierna. Vediamo se dal sito della Trieste Trasporti ci sono dei dettagli maggiori, le ultime news non ci portano a leggere nulla di aggiornato e quindi rimaniamo con quanto detto poco fa, ovvero la possibilità che alcune corse, ecco qua, l'USB ha proclamato per lunedì 6 maggio uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, lo scrive anche la Trieste Trasporti, uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, sciopero della durata di 24 ore, interesserà sia il personale viaggiante sia il personale tecnico e amministrativo. Nel corso dell'intera giornata potrebbero verificarsi disagi ai servizi di trasporto e agli sportelli per il pubblico. A Trieste saranno garantiti collegamenti tra le 6 e le 9 e tra le 13 e le 16, almeno in questi orari. Verosimilmente si troverà la linea dell'autobus che transiterà come da programma, mentre negli altri orari potrebbero, come detto anche dall'azienda, verificarsi disagi ai servizi di trasporto ma anche agli sportelli per il pubblico nelle sedi. Andiamo a leggere anche una mail che dice: Almerigo Grills e i suoi reportage, tutti sanno che Trieste ha avuto l'onore di dare i natali ad uno dei più grandi reporter dagli scenari di guerra che l'Italia e l'Europa ricordino da sempre. Pochi, prima e dopo di lui, hanno avuto la forza di diffondere immagini di combattimenti presi in diretta dai campi di battaglia nelle zone più disparate del mondo, servizi trasmessi da tutti i maggiori network occidentali e non solo. Ma per la sinistra Almerigo Grills sarebbe una vergogna per Trieste in quanto missino. L'isteria psicotica antifa risulta essere a tutti gli effetti la vera onta per la città e per l'intera comunità italiana. La psicosinistra, la cui esistenza è basata sulla menzogna e dell'azione, risulta fobica nei confronti di un divulgatore di verità a costo della vita
additandolo come un nemico. Il Merigo Grills è un grande uomo che merita rispetto, più che lodevole la presa di posizione dell'assessore Scoccimarro, scrive Piero via mail. Proseguiamo con le notizie, siamo alla cronaca di Trieste. Le foto aiutano a capire il contesto, quello del turismo. Letti in hotel introvabili e file fuori dai buffet. Un maxi ponte da record tra il 25 aprile e il 1 maggio, strutture sold out, ristoranti tutti al completo e ci sono già prenotazioni per la Pentecoste e l'arrivo del Pontefice il 7 di luglio. Nelle foto di Andrea Lassorte e Francesco Bruni si vedono la folla dei turisti incuriositi dai corridori della Spring Run, una nave con sullo sfondo una nave da crociera, ma anche la fila dei pullman nella zona di Piazza Libertà e i visitatori appena arrivati in città anche via treno con i trolley alla mano, sempre in Piazza Libertà. Per la Liberazione alloggi esauriti e prezzi alti come durante la Barcolana, tanti stranieri ma prevalgono gli italiani, cassi in crescita e meglio di Pasqua, file fuori dai locali e bar presi d'assalto, privilegiati prodotti e vini del territorio. La categoria prevede una stagione ottima e attende la prossima tornata a fine mese e poi tanti fedeli per Papa Francesco. Le criticità, stand ammassati e troppo rumore, da ripensare questo format. L'offerta va rivista, osserva il presidente di Federalberghi Trieste Guarino Lanci. Bene proporre tante attività, ma il centro andrebbe allargato tra stand e bancarelle ammassati sulle rive in Ponte Rosso. È troppo affollato e il rischio è di non godersi la città, dice Lanci. Tante richieste, servizio più lento, serve pazienza. Il 25 aprile eravamo al completo. Abbiamo chiuso il bancone e mandato via comitive senza prenotazione, racconta Alexandros Delitanassis del San Marco. Non sono mancate lamentele per il servizio rallentato, ma c'è un grande giro d'affari e quindi serve pazienza. Questo dal fronte degli esercizi di somministrazione. Gli interventi sanitari, 15 persone soccorse, 2 sono finite in ospedale e qualche piccolo intervento di minore entità sono i numeri dei soccorsi effettuati dal posto medico avanzato posizionato in Piazza Verdi a poche decine di metri dall'arrivo della gara non competitiva e della mezza maratona ad operare all'interno della maxi tenda pneumatica montata nel centro della piazza, 3 infermieri, un medico e 3 autisti. Perché? Perché vi raccontiamo della Trieste Spring Run, stanchi ma felici, tutti i 10.000 sorrisi dentro la festa della Spring Run, dal piccolo Iago spinto in carrozzina dai genitori ai 2 neosposi che hanno scelto la giornata e si sono fatti fotografare. Le storie di chi ha partecipato alla competizione da numeri record. Da Miramare al centro oltre 6.000 famiglie, anzi 6.000 persone alla Family, 2.500 invece alla 21 km, la mezza maratona. In gara anche roller e specialisti di staffetta solidale. Tra i corridori anche enti a favore di bambini con patologie e una comitiva di amici e parenti di Giulio Regeni. Le foto molto spesso raccontano meglio delle parole la giornata che si è trascorsa ieri, anche con i banchetti di frutta che erano posizionati lungo il percorso, e dunque proprio con le immagini della Trieste Spring Run andiamo a vedere e rivivere in qualche modo la giornata proprio di ieri. L'italo-marocchino Abdullah Bamoussa ha conquistato il podio più alto della Trieste 21 km, la competizione regina della Trieste Spring Run. Assieme a lui Timothy Kimutai Kiru, keniano, e un convincente Alessio Milani. L'etiope Asmeravork Bekele Volkeba davanti a Erika Michelani e alla triestina Gaia Tommasini hanno fatto proprio il palmarès femminile.
La quarta edizione della gara, nata sulla scia della storica Bavisela, si consegna dunque alla storia piccola o grande della Kermesse. Una Kermesse che però ha due facce, entrambe bellissime. C'è quella agonistica, con la mezza maratona più affascinante del mondo, col mare ad accompagnare i concorrenti, cui si aggiungono la roller marathon, la staffetta solidale targata Dinamo Camp e la Family Run. I numeri: 2.500 iscritti alla mezza maratona, 6.000 alla Femini, 1.500 alla Spring Run e 250 fra roller e staffetta solidale. Fin qui dunque le cifre, agli esperti l'analisi delle gare, ai vincitori l'augurio che Trieste possa rappresentare un tassello di un mosaico di vittorie. Perché se vogliamo il dato più bello, adoperiamolo tutte le volte che possiamo questo aggettivo, è proprio la partecipazione della gente. Questa mamma, che magari scherzando dice alla telecamera abbiamo vinto, a sua volta fotografa lo spirito di una manifestazione che consente a tutti quelli che tagliano il traguardo, ma anche a quelli che ad un certo momento si fermano, di sentirsi parte integrante della gara, indipendentemente dalla categoria o dal piazzamento. La Spring Run catalizza la curiosità e l'interesse dei triestini già un paio di giorni prima delle competizioni domenicali e quando, come succede, un'iniziativa caratterizza un preciso periodo dell'anno, è segno che tale manifestazione è sentita prima ancora che partecipata. Certo, la corsa è il momento più atteso, per certi aspetti più liberatore e liberatorio, sia la partenza sia l'arrivo, ma persino durante il percorso, per cui alla fine l'arrivo in Piazza Unità altro non è se non il più che degno coronamento di una domenica che si vorrebbe si ripetesse già fra 7 giorni, ma che giova gustarsi come un evento, per cui appuntamento a maggio 2025. Così ha raccontato Umberto Bosazzi. Posti auto al Silos, in bilico tra l'Esaurito e i 100 stalli liberi. Non è più vuoto. Borghetto di Sabba Nord-Est, servono pannelli informativi all'ingresso della città che indichino le disponibilità ai turisti. Che il parcheggio del Silos sia sempre vuoto ormai è leggenda, ma per riempire anche quel centinaio di posti su 780 che mediamente restano liberi serve un sistema guida traffico, i classici pannelli che dall'ingresso della città accompagnano gli automobilisti verso i parcheggi liberi del capoluogo. Claudio Borghetto, responsabile per il nord-est della Saba Italia, testimonia come quel contenitore multipiano di via Flavio Gioia sia quello che ha più disponibilità di posti liberi in centro, ma certamente non 600. Va precisato che il pannello luminoso che all'esterno della struttura negli ultimi giorni indicava la disponibilità di 605 posti era rotto. Quel dato è rimasto esposto per giorni fino a sabato, quando il display è stato spento. Un nostro sopralluogo ieri ci ha permesso di verificare che poco prima di mezzogiorno, complice la Spring Run, il parco era sold out, con tanto di addetto che segnalava il tutto esaurito a chi cercava di imboccare l'ingresso. A manifestazione finita alle 14 i posti disponibili erano 131, 13 al primo piano, 20 al secondo, 42 al terzo e 56 al quarto. A questi vanno aggiunti i posti lasciati liberi per gli abbonati, quelli riservati alle prenotazioni online e alle persone con disabilità. Le targhe sono prevalentemente italiane, poi a ruota slovene, tedesche, austriache e croate. Fino allo scorso anno capitava che il quarto piano venisse chiuso per mancanza di clienti, cosa che non accade più, calcolando come molti posti siano riservati anche ai mezzi delle società di autonoleggio rimaste orfane degli spazi del Molo Quarto. La struttura, va riconosciuto, è ben gestita, pulita, con l'ascensore nuovo, un punto informazione efficiente, la tariffa oraria è di 2,10 €. Presenta però anche alcune criticità dettate in parte dall'età di quella struttura, con i posti auto piuttosto stretti, poco comodi per chi ha automobili extra large e poi dalla zona percepita da molti triestini come poco sicura. Va poi considerato che il Park Silos è in città, ma in posizione meno centrale rispetto ad altre strutture, ad esempio il Park San Giusto e il Molo Quarto, e la comodità ha anche un suo valore. A giocare un ruolo determinante per chi arriva da fuori città è l'informazione. Un turista, è fisiologico, constata Borghetto, cerca il park più vicino al centro ed è chiaro che tenta di raggiungere quelle strutture se non ha evidenza che siano già piene. Così finisce per restare ore in fila imbottigliato nel traffico, con difficoltà a ritornare ad esempio verso la stazione,
È quello che mediamente accade ogni fine settimana a Trieste, con una lunga coda in via del Teatro Romano, i turisti disorientati che faticano a riprendere la via del Molo IV o del Silos. Ribadisco, dice Borghetto, che all'ingresso della città servono i pannelli luminosi che indicano come raggiungere i parcheggi che hanno disponibilità. Le app o altre diavolerie lasciamole stare, non sono per tutti e le persone sono stufe di dover scaricare app per accedere a informazioni che dovrebbero essere ben chiare, ha detto, come abbiamo riferito, Borghetto di Saba Nord-Est. Park scontati al Giulia, arrivate 200 richieste, sempre in tema di contenitori per auto. Al Burlo proclamato lo stato di agitazione, continua il braccio di ferro tra la UIL FPL, Nursind e la direzione del Burlo Garofolo. Le due sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale impegnato nell'IRCS in via dell'Istria, perché ad oggi, scrivono il segretario regionale della UIL FPL Stefano Bressan e quello del Nursind Luca Petruz, non vi è alcuna garanzia della copertura economica per il pagamento della continuità assistenziale, degli incentivi, delle maggiorazioni e di tutte le progettualità del personale. Questo in quanto, a seguito dell'abolizione delle ex RAR, risorse aggiuntive regionali, e della perequazione, aggiungono, il Burlo ha perso 381.000 euro per i quali ad oggi la direzione aziendale non ha dato alcuna certezza che vengano stanziati dalla Regione, come promesso invece a seguito della nostra mobilitazione. Altre notizie in breve: presidio davanti alla RAI dal governo, controllo asfissiante. Il CDR della redazione RAI del Friuli Venezia Giulia con Assostampa FVG convoca per oggi a partire da mezzogiorno un presidio davanti alla sede regionale dell'ente di informazione a sostegno dei giornalisti e delle giornaliste RAI in sciopero. Dipendenti in sciopero, oggi possibili disagi agli sportelli di ERA, l'avvertenza di CGL, CISL, WIL e CISAL, a cui aggiungiamo quella del trasporto pubblico locale, della USB e di altre sigle. Cronaca, rapine a ripetizione in centro, giravano armati di martello, segnalati 5 colpi messi a segno venerdì sera da alcuni ragazzini, uno arrestato, l'altro denunciato. Sabato un 25enne aggredito con lo spray. Ancora violenze, ancora rapine a ripetizione. L'ultimo episodio risale a sabato, poco dopo la mezzanotte. Un 25enne è stato aggredito con lo spray urticante e derubato, è successo sulle rive, nei pressi di Itali. Ma la sera prima, dunque venerdì, si sono verificati 5 episodi ancora più gravi, alcuni tentati e altri riusciti. 2 giovani di origine straniera hanno seminato il panico in centro, nella zona compresa tra Piazza Unità, Piazza Ortis e dintorni. Si aggiravano armati di martello e di coltello, minacciando i coetanei che incrociavano nella loro ronda. Hanno portato via soldi, maglie, giacche e telefonini. Casi di cui si sono occupati sia la polizia che i carabinieri. 2 sono già stati individuati e fermati dalle volanti della questura. Uno dei 2, un maggiorenne tunisino con permesso di soggiorno, è stato arrestato. L'altro, un minorenne kosovaro ospite delle strutture per minori stranieri non accompagnati, è stato denunciato. Al momento sembra che la coppia di giovani non appartenga alle bande organizzate di stranieri che di recente si sono resi protagonisti di fatti simili, ma sono episodi che vanno a sommarsi a una criminalità giovanile che tra pestaggi e furti sta ormai emergendo in modo sempre più marcato, scrive Giampaolo Sarti. Bambino di 3 anni investito da uno scooter in via Capodistria sabato sera. Un bambino di 3 anni è stato investito da uno scooter in via Capodistria. L'incidente, come segnalato ieri mattina dalla Sores, è avvenuto poco prima delle 20:30. Nulla di particolarmente grave, per fortuna, oltre al comprensibile spavento. Il bimbo, hanno confermato fonti sanitarie, è stato urtato dal ciclomotore definito a terra, riportando alcuni traumi ritenuti non gravi e alcune contusioni. In via Puccini precipita da 7 metri, ricoverato a Cattinara. Prima il volo da 6-7 metri, poi il tonfo sull'asfalto. È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Cattinara un uomo che ieri sera è precipitato da un balcone in via Giacomo Puccini. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un tentativo di suicidio e per l'uomo, 60 anni, non sarebbe la prima volta. Palazzo Tonello e le sue 1000 vite, l'ultima metamorfosi, i tatuaggi
era di Domenico Rossetti, ma il nome richiama il costruttore di navi, le diverse attività fra alti e bassi, l'immobile di Piazza Goldoni e il percorso che racconta la città, e qui raccontato da Francesco Bercic. Il fascino della storia, ma l'orologio resta fermo, la grana dell'ora fermata alle 9:51. Come sarà il lavoro di domani? Via il Festival del Cambiamento, la prima giornata con Giorgetti e Benanti tra gli ospiti. E come sarà il lavoro di domani? Quali saranno le nuove professioni, i nuovi mestieri? Cercherà di rispondere a queste domande la prima giornata del Festival del Cambiamento, il via stamattina alle 10 fino alle 13:45 nel ridotto del Teatro Verdi. La giornata prenderà le mosse dalle considerazioni contenute nel position paper preparato dal The European House Ambrosetti, il think tank che organizza il prestigioso forum di Cernobbio con un focus specifico sulla situazione dell'Italia e del territorio regionale. Celebrata la Pasqua ortodossa nei due templi tra fede e tradizione. Trieste ha accolto ieri mattina la Pasqua ortodossa, celebrata con le consuete messe e i tradizionali riti nelle principali chiese dedicate al culto, la serbo-ortodossa di San Spiridione e la greco-ortodossa di San Nicolò. Le firme dei residenti in Carso Camposacro non sia il Silos, la frazione al confine con Sgonico e Duino Aurisina. La petizione di 54 abitanti si oppone all'arrivo di migranti al centro esistente, così si sconvolge la vita di una realtà tranquilla. Quegli spazi tornino agli scout. Vicino alla stazione decine di persone nelle capanne tra ratti e sporcizia. Attualmente al Silos trova riparo circa un'ottantina di persone, per lo più di origine afghana e pakistana. La struttura, come documentato in varie circostanze, è fatiscente. Alpini e ragazzi del CEO piantano insieme un ulivo nel giardino di Malchina, l'iniziativa nella struttura educativa Duino Aurisina. A Muggia, Aquilini e Azaule, cittadini contrari al terminal Ro-Ro, l'appello all'autorità portuale. Curiosità, eventi a Borgo San Mauro con libri e vino in piazza, le iniziative del gruppo Ermada. Tra le segnalazioni, nella Sala Piccola Fenice, conferenza sul diabete, oggi alle 18. A Muggia sfilano i 500 bimbi delle scuole. Più di 500 bimbi delle scuole dell'infanzia e primaria muggesane sono riusciti a partecipare alla sfilata di carnevale con il naso all'insù, che si sarebbe dovuta tenere l'8 febbraio. Il presidente Mascotto ha tenuto a ringraziare le maestre, il comune e le compagnie Ongia Bellezze Naturali, Trottola e Bulli e Pupe. Il clima impazzito di questi mesi sfida anche gli uccelli migratori nello spazio dedicato agli animali. L'inserto Nord-Est Economia, a tutto welfare, come abbiamo visto dalla prima pagina, partono gli studi degli incentivi e le nuove frontiere dei benefit per attirare talenti in azienda, dai buoni pasto alla formazione dei dipendenti, lo smart working, la possibilità di accedere a strutture come asili nido o servizi di babysitting, ma anche versamenti a fondi integrativi di previdenza, contributi per assistenza sanitaria, spese di educazione e istruzione ai figli, le prestazioni sanitarie, i buoni acquisto per benzina, shopping e e-commerce. Questi sono fra gli strumenti più noti che diverse aziende ed enti pubblici stanno pensando di introdurre nel contratto lavorativo. Maggiordomo in aiuto dei lavoratori, le iniziative della Maddalena di Povoletto, dai centri estivi alle borse di studio. Nonno Nanni cresce aspettando i 18 bisnipoti, la diversificazione dei prodotti, mozzarella in primis, spinge i numeri di Latteria Montello nel 2024. Psicostat mini satelliti con tecnologie 5G in orbita entro l'anno per video ed immagini, sguardo anche al digitale e al tecnologico. Insomma, l'invito per chi vuole capirne di più è quello dell'inserto del piccolo. Spazio Cultura, Trieste, partenza e ritorno, esce oggi Bianca e la città di Christophe Palomar a Castelvecchio, un romanzo sullo stretto legame tra il manager e il luogo, l'unica vera rivale delle sue donne. Andiamo poi in velocità a guardare gli appuntamenti. Omaggio a Barison, concertista e docente nei 50 anni della morte, alle 20:30 al Conservatorio Tartini. Pesci volanti di Hangar Teatri, 6 spettacoli
con Gli Emergenti, Il suono dell'Europa, il film sull'avventura dell'orchestra Esio alle 17:30 il lunedì dello Schmidl, alla Basilica di San Silvestro alle 19, brani a basso volo e il gambista veronese spiega come nascono. Lo sport, il basket, Trieste, avvio con il botto, passa sul parquet di Torino e prende in pugno la serie. Ottimo primo quarto, deludente il parziale successivo con la rimonta piemontese. Biancorossi più lucidi nel secondo tempo, domani gara 2, sempre al Pala Ruffini a Torino, è finita 76-83, gara 1 a favore di Trieste. Brooks letale come l'alligatore, Rouzier serve 9 assist nelle pagelle di chi è sceso in campo. Coach Christian sorride, abbiamo fatto le scelte giuste e quindi plaude alla sua squadra. La triestina, Bordino, fiducia, ma Rocco serve una svolta, il tecnico Labardato ragiona sulla regular season e sui playoff. Sono soddisfatto di aver compattato il gruppo, dice l'allenatore della Triestina. Noi ci fermiamo per la rassegna stampa al netto di diversi articoli interessanti anche nelle pagine della cultura e dello sport, ma il tempo ci porta alla pubblicità e a tra poco con il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo assieme al sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Ben trovato sindaco. Buongiorno Bernardo, buongiorno a tutti i telespettatori. Andiamo a parlare in prima battuta di sport. Non le chiedo i risultati di ieri a Serie A, non le chiedo un pronostico sul playoff della Triestina, Stasera perché so che lei è molto scaramantico. Stasera guardo Udinese-Napoli. Stasera c'è l'Udinese che scende in campo, sì, che sta lottando per la salvezza. E le domando però dello stadio Zaccaria a Muggia. Erano già diverse settimane fa che ne avevamo parlato quando assieme all'assessore allo sport del Comune di Muggia Orlando avevate presentato proprio questo pacchetto di ristrutturazione. Facciamo un quadro, sindaco? Sì, beh, lo stadio Zaccaria in questo momento ha un buon terreno di gioco, ha delle gradinate sufficienti e quindi sono state fatte nemmeno tantissimi anni fa, e ha una carenza per quanto riguarda le strutture come gli spogliatoi, perché è un edificio che per quanto riguarda gli spogliatoi che è assolutamente vecchio, con impianti vecchissimi, e quindi andrà completamente raso al suolo e lo si rifarà da zero. Lo si rifarà con moduli ad alta efficienza energetica, e un progetto ovviamente che viene approvato anche dalla federazione, per cui c'è tutto uno schema per quanto riguarda gli spazi per i giocatori, gli spazi per gli arbitri, anche gli arbitri donne ovviamente, quindi ci sono dei criteri che ovviamente saranno rispettati. Per far questo ci saranno 7 mesi di cantiere previsti, per cui noi contiamo di cominciare alla fine, io dico il più possibile a ridosso della fine dei campionati, per non interferire ovviamente con i campionati, però dovremo andare oltre, per cui saranno previsti anche degli spogliatoi prefabbricati, di quelli temporanei, no? Però insomma alla fine ci sarà una struttura veramente moderna, super efficiente, per cui da questo punto di vista lo sforzo è stato notevole. Tanto è vero che dai primi contributi che c'era nella Regione, che ci ha lasciato in eredità anche la precedente amministrazione, abbiamo dovuto mettere ulteriori risorse, queste dell'avanzo proprio del Comune, oltre all'aumento di prezzi ovviamente che c'è stato, per poter iniziare e portare a termine i lavori. Oltre a questo ci sarà anche una struttura nuova, che non c'è mai stata allo stadio Zaccaria, che sarà quella del bar. Ci sarà ovviamente un punto di ritrovo, anche ovviamente di ristoro per quanto riguarda gli spettatori, e ovviamente questo era imprescindibile, perché in questo momento non c'è niente, c'è soltanto una casetta in legno. Non parliamo di quello che c'era prima per anni, c'era una roulotte improponibile che faceva girare gli occhi soltanto a guardarla, e che per anni è stata l'unica struttura di riferimento lì. Quindi ci sono tutti diciamo, i numeri per fare di questa struttura una struttura efficace, efficiente, anche bella da vedere. Non ultimo il fatto che il prossimo anno invece si metterà mano a quella che è
la pista di atletica. Pista di atletica che non esiste nemmeno una nel tutto il territorio di Muggia, nonostante il fatto ci siano delle realtà sportive come la Evinrude, che ha tantissimi atleti che devono andare quantomeno al Grezzar, se non al Draghicchio su a Cologna, per fare gli allenamenti, per cui secondo me sarà veramente diventerà un gioiellino per tutto lo sport di riferimento per quanto riguarda l'atletica e il calcio entro il prossimo anno. Ascoltiamo assieme una telefonata a Sindaco, buongiorno. Buongiorno Gulotta e buongiorno al Sindaco Polidori. Buongiorno. Io sono Prela. Senta, Prego. volevo portare al vostro interesse una cosa che, allora io dal Corriere di sabato scorso ho letto una cosa che riguarda, è un'intervista che ha realizzato Aldo Cazzullo a Mario Monti. Allora, io dopo Mario Monti, mettiamo così, non andrò tanto per le lunghe con Gulotta, mi scusi. Allora, Mario Monti colpevolizza Berlusconi di molti mali dell'Italia, di tutto, e questo fa anche ridere, comunque non sono assolutamente d'accordo. Allora qua anche questa persona Berlusconi non si può nemmeno difendere, perché quello che, tagliando corto, quello che mi fa un po', mi stupisce che non c'è nessuno in Forza Italia che lo difenda. Io non ho notato su nessun quotidiano una reazione a quanto scritto su questa intervista da Monti, che colpevolizza di tutto Berlusconi, insomma. Quindi non so perché si ha paura di tutti. Insomma, questo volevo, se interessa, prendere qualche parola. Va bene, grazie. Grazie. Faccio solo una considerazione Prego. su Mario Monti, ex Presidente del Consiglio. Non so se è ex o attuale anche General Advisor della Goldman Sachs o la Morgan Stanley, che è una delle banche d'affari mondiali che nel 2011, se non sbaglio, ha portato a dover dimettere, a costringere a dimettere un Presidente del Consiglio, quindi è una cosa assolutamente gravissima, semplicemente spostando gli investimenti sul debito pubblico italiano, sull'acquisto di titoli dello Stato italiano dall'Italia ad altri paesi. Questo ha generato un incremento, un picco di spread che è arrivato sopra i 500 punti e ha costretto, e da lì ovviamente dal governo Berlusconi si è arrivati al governo Monti, guarda caso. Allora tutte queste coincidenze, lo dico tra virgolette, dovrebbero veramente far riflettere su quello che è la finanza mondiale, su quello che è il potere della finanza mondiale, che riesce a buttare giù un governo legittimamente eletto dagli italiani, semplicemente spostando gli investitori da Stato Italia all'estero. Questo è il potere della finanza mondiale e su questo Mario Monti sicuramente è uno dei principali protagonisti. Quindi da qui ognuno ci ragioni sul fatto di come siamo appesi a un filo, come siamo, abbiamo il capo, ovviamente tra l'altro l'Italia ha un debito pubblico enorme, per cui a maggior ragione dipendiamo anche da queste politiche che sono politiche economico-finanziarie che vengono da lontano. Da scelte di altri. Esatto. Un mail dice: ma come, si è riusciti a organizzare la mezza maratona a Trieste? Non è una città e dintorni disastrati con buchi sulla strada e sporcizia latente e verde assente? Che miracolo, ovviamente c'è del sarcasmo in questa mail. Ieri in località Trecamini in via Monbeu si sono svolte delle gare di mountain bike organizzate dalla MTB 360 TS. Un plauso a tutti i genitori dei bambini e ragazzi che si fanno il cosiddetto mazzo per far divertire tutti i partecipanti tra bambini di 5 anni in su con il loro coinvolgimento. Parlate anche di questo ogni tanto, assolutamente, sì, insomma, ogni attività sportiva e ogni anche attività ludica o che sia comunque all'aria aperta o al chiuso, ma che coinvolga soprattutto le persone più giovani o anche più fragili, è sempre da applaudire, è sempre da valorizzare. Sì, non capisco il sarcasmo su una manifestazione che comunque ha avuto, vabbè, ma anche qui evidentemente le spiegazioni vanno ricercate altrove, però mi pare un po' strumentale, un po' troppo strumentale. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno. Gentile dottor Bernardo e al suo gradito ospite l'amico sindaco Paolo Polidori. Buongiorno Claudio, carissimo. Buongiorno. Caro sindaco,
le chiedo se può fare un plauso, dare un riconoscimento, ricevere le ragazze dell'Under 14 dell'Interclub Muggia di basket, che caro Bernardo ha legato una foto, che assieme ai coach Greta Gerbino e Ennio Pandolfini per il loro impegno e determinazione sul campo, che hanno tenuto alto i colori di Muggia, giocando da guerrieri playoff contro una squadra forte di Udine, anche se perdendo per pochi punti nelle partite, ma purtroppo con una panchina molto più corta e con diversi giocatori infortunati. Signor Sindaco, hanno dato tutto, sono loro i vincitori morali. Grazie e buon lavoro. Grazie Claudio. Bene, grazie. L'Interclub è una realtà splendida di Muggia, è una squadra, ma soprattutto una società molto ben strutturata, molto ben organizzata, e per cui questi sono i risultati. Bisogna continuare ovviamente a sostenere lo sport e far sviluppare le strutture sportive. Su questo ci stiamo impegnando anche tantissimo, non solo sullo stadio Zaccaria, ma anche su investimenti in altre strutture sportive. Un plauso sicuramente va fatto. Andate avanti così, in questo caso ragazze, andate avanti così, non mollate mai, lo sport è una cosa meravigliosa che poi vi darà tanti insegnamenti anche per quanto riguarda la vita che dovrete fare da adulti. Torniamo a Muggia, anzi restiamo a Muggia, visto che l'Interclub insomma, Muggia. Parliamo della galleria che fa sempre tanto discutere anche la sua posizione in Consiglio Comunale. C'è questa opzione di renderla transitabile, ma con dei limiti, giusto? Allora, dovrebbe essere l'opzione 0, cioè l'opzione 0. Allora, noi cioè per nessuno passa? Prego? L'apriamo ma nessuno passa? Però, guarda, adesso io spiegherò in maniera il più possibile asettica, dopo ognuno si farà anche lì i suoi ragionamenti e trarrà le sue conclusioni. Sì. La galleria attuale intanto bisogna dire che è in una situazione abbastanza, non dico compromessa, però non è pensabile, e su questo vorrò avere il conforto anche dei progettisti, per cui ho fatto proprio una richiesta specifica, su questo, se non si fa nessuna opera alla galleria, la si lascia così com'è. Quanto può durare? Perché c'è un dissesto idrogeologico importante. Lo abbiamo visto, l'ho fatto per la prima volta dopo il 1960, no? Quando c'è stato il crollo nel 2021 dell'intonaco, che fortunatamente è soltanto superficiale. Ho fatto fare però delle indagini col georadar, con altre strumentazioni, e lì è venuto fuori che ci sono dei grandi spazi vuoti sopra la galleria. C'è una roccia che è il flysch, che si sgretola molto velocemente e facilmente. Ci sono tante infiltrazioni di acqua. Quanto può durare un manufatto del genere? Tra l'altro sappiamo che sopra ci sono delle case, ci sono delle abitazioni. Quindi se non si mette mano, avrà una durata, quanto? 5, 3 anni, 10 anni? Ma prima o poi bisogna metterci mano. Per metterci mano bisogna fare dei lavori importanti, non soltanto un lavoro superficiale. Partiamo da questo. Ma su questo sono attaccato perché il progetto che vogliamo fare è quello di raddoppiare la viabilità, e su questo, senza andare a vedere poi perché dobbiamo farla, ma la domanda era sull'opzione 0. Sì. Bene, è venuto fuori in Consiglio Comunale, che poi tra l'altro è stata una mozione che è stata votata da tutte le opposizioni, per cui anche quel Partito Democratico che fino al 2014 si professava a favore del raddoppio della galleria. Poi vabbè, ognuno può cambiare idea in base a cosa non lo so, perché dal 2014 c'è stato anche l'inaugurazione di Acquario, che l'hanno fatta proprio loro dell'opposizione, ma che ha portato comunque a un incremento notevolissimo per quanto riguarda la fruibilità di quell'area e quindi il traffico anche che interessa la galleria. Ma lasciamo perdere, perché questa è una cosa, noi diciamo siamo favorevoli alla galleria quando c'è meno, al raddoppio della galleria quando c'è meno traffico, quando c'è più traffico ci diciamo contrari. Opzione 0. L'opzione 0 dice che noi sappiamo che adesso la galleria è a senso unico alternato, ovvero il traffico veicolare diciamo da Lazzaretto a Trieste è quello maggiore, cioè è aperto a tutti i veicoli. Dall'altra parte c'è il semaforo con dei sensori dove passano i mezzi più grossi, autobus, mezzi di soccorso, camion, pullman. Ebbene, l'opzione 0 dice togliamo il semaforo e facciamo soltanto il senso unico della galleria, quindi da Lazzaretto a Trieste.
Dove facciamo passare il traffico pesante? Sul Mandracchio. Cioè sul porticciolo di Muggia. Chi ha presente il porticciolo di Muggia sa che è una stradina molto stretta, con delle curve importanti, ha un raggio abbastanza stretto, poi alla fine c'è un arco in pietra dove i mezzi, non possono passare tutti i mezzi che passano in questo momento dalla galleria. Per cui loro dicono, ma per quanto riguarda i mezzi pubblici, basta che Trieste Trasporti utilizzi dei mezzi più piccoli. Trieste Trasporti ha detto non ci sono mezzi più piccoli. Quindi è uno. E secondo, cioè, se vogliamo far passare, non dico l'ambulanza che ci passa, ma un pullman che va verso Porto San Rocco, non di enormi dimensioni, i camion che vanno al Despar, che comunque portano ogni giorno, devono rifornire il supermercato di là. Cioè tutto il traffico, parliamo di una betoniera, no? Se parlo di betoniera dicono la cementificazione, ma se uno deve farsi dei lavori in casa ha bisogno del passaggio di una betoniera, vogliamo, con l'autoscala, un mezzo con l'autoscala, vogliamo farli passare per il Mandracchio? Allora, ammesso e non concesso che sia una cosa orribile da vedere, perché andrebbe a intasare comunque una zona che noi vogliamo fare pedonale, che noi vogliamo pedonalizzare, cioè in un'Europa che sta andando verso la pedonalizzazione, dove la sinistra dovrebbe essere quella che sponsorizza di più le aree pedonali, in questo caso a Muggia si dice no, bisogna andare a incrementare il traffico sul Mandracchio, ammesso e non concesso che il Mandracchio abbia la possibilità di tenere il peso, perché non è possibile con mezzi pesanti andare ad appesantire ancora di più il traffico che c'è lì, non è fattibile. Ma ci passano per l'arco? E quello è l'altro punto, i pullman non ci passano, i mezzi della Trieste Trasporti non ci passano, le betoniere non ci passano, quindi si vuole isolare tutta la parte del litorale, come l'hanno dichiarato poi tra l'altro in più occasioni, cioè nel momento in cui hanno fatto acquario, dopodiché adesso dicono no, torniamo indietro e rendiamo la vita difficile a tutto quello che sta al di là del porticciolo. E questo non è pensabile. Addirittura, queste sono anche dichiarazioni che sono state fatte da consiglieri dell'opposizione in Consiglio Comunale. E un consigliere ha detto ma è bello avere la possibilità che le macchine passino per il Mandracchio, così vedono quanto bello è. Allora io dico grazie, mi avete dato l'idea, che dirò al mio collega di piazza che faccia una rotatoria in Piazza Unità, così le macchine passeranno e vedranno quanto belli sono i palazzi di Piazza Unità. Questa è la prima cosa che fa veramente sorridere. Un'altra dichiarazione in Consiglio Comunale: io oggi non faccio la fila per il pane, non vorrei che poi venissero troppi turisti, dovrò fare la fila per il pane. A prescindere che in quel caso magari si aprirà un'altra panetteria. Ma queste sono dichiarazioni che fanno vedere quanto ci sia chiusura nei confronti del più volte citato sviluppo turistico, ma soltanto a parole, perché dopo, quando si va a definire delle cose reali, dei progetti concreti, poi alla fine si vede quanto limitata è la mentalità di chi, tra l'altro, mi fa un'interrogazione sempre da parte dell'opposizione. Non so se ti ricordi il pullman dei ragazzi, degli studenti di Parma, che è arrivato a Muggia un mese e mezzo fa circa, e che non riusciva a passare, perché era un pullman molto alto, non riusciva a passare per la galleria, doveva andare all'hotel di Porto San Rocco, non riusciva a passare. In quel caso mi sono prodigato, li ho fatti andare, montare sui mezzi pubblici, sulla 27, li abbiamo portati all'hotel, il pullman l'abbiamo fatto parcheggiare in Alto Adriatico. Hanno fatto un'interrogazione per sapere se gli ho dato la multa. Ma della serie benvenuti a Muggia, cioè questi qua dovrebbero mettere la scritta, no, davanti ai loro banchi, benvenuti a Muggia. Cioè, se questa è l'accoglienza che noi vogliamo pensare per i turisti, o a monte vogliamo pensare che Muggia abbia una sua vocazione turistica sostenibile, ebbene loro sono assolutamente, completamente contrari, chiusi al 100%, queste sono le dimostrazioni. L'opzione zero è un'opzione che non è pensabile, addirittura dicono facciamo una sperimentazione dal 15 giugno al 15 settembre, che ovviamente è il clou della stagione turistica, ma dove pensiamo di mandare i mezzi pesanti? Non è neanche ipotizzabile una cosa. Se queste sono le alternative che ci stanno dando, allora
siamo ancora più convinti che il raddoppio della galleria, che porterebbe a una pedonalizzazione del Mandrachio, porterebbe a una velocizzazione del traffico, e darò anche a breve, ci saranno gli studi sul piano del traffico che abbiamo fatto per quanto riguarda l'impatto che la galleria sia durante il cantiere che dopo il cantiere, quindi a manufatto finito, e l'impatto sul traffico e sull'inquinamento che avrà Muggia nel suo complesso. E sono dati molto interessanti, li daremo tra qualche giorno. Allora andiamo a sentire una telefonata. Buongiorno. Pronto? C'è nessuno in linea? Buongiorno. Allora, se non c'è nessuno in linea, leggo delle mail. Buongiorno, avvisate voi, sindaco di Trieste, che il numero di 605 posti al parcheggio Silos erano dovuti semplicemente al non funzionamento del display? Altra mail, buongiorno, vorrei sapere dal signor sindaco se è prevista la risistemazione dei cassonetti per le ramaglie, però non dice dove. Sì, ho capito il discorso. Ha già capito dove però. No, immagino. Allora, c'è una questione per quanto riguarda la gestione delle ramaglie. Okay. Allora, tempo fa, c'erano, fino a un anno e mezzo fa, c'erano dei cassonetti, degli scarrabili, 4 sul territorio di Muggia, dove si raccoglievano tutte le ramaglie. Questo comportava dei notevolissimi problemi, al di là del fatto che ce n'erano 4 e quindi non si riusciva comunque a coprire tutto il territorio di Muggia. Ma c'era un problema per quanto riguarda il fatto che questi si riempivano immediatamente appena li portavano, in un giorno o due, soprattutto in questo periodo si riempivano immediatamente. La raccolta del verde era una raccolta che poi alla fine non era assolutamente soddisfacente, perché buttavano di tutto. Io ho fatto delle foto plastiche, per non parlare di Eternit, per non parlare di altre cose, quindi senso, sì. dal punto di vista ambientale era un prodotto che non poteva essere riutilizzabile e riciclabile, perché era veramente sporchissimo. Abbiamo rinforzato, innanzitutto in via sperimentale, abbiamo rinforzato quelle che sono le chiamate, perché si può chiamare il numero verde, si può chiamare la net, si prenota il passaggio da parte degli operatori davanti a casa, basta mettere i sacchi, no, davanti a casa, e quindi si è raddoppiato soprattutto in questo periodo da 40 a 80 volte alla settimana, quindi un numero abbastanza congruo che non ci risulta essere pieno, completamente occupato, se non nei periodi proprio, questi qua sono periodi tanto disgraziati per il verde, perché c'è tanta pioggia, poi c'è tanto caldo e quindi l'erba cresce a dismisura, certo. E mi rendo conto che ci può essere qualche problema. E per quanto riguarda quindi la gestione del verde, io mi rendo conto che chi aveva lo scarrabile a 50 metri, no, si portava i sacchi, però magari movimentando anche la macchina in tanti casi, no? Ma quindi se hai la macchina puoi andare per esempio al centro di raccolta. Una volta che sali in macchina. Esatto. Allora ci sono i pro e i contro, io mi rendo conto che da una parte ci sono dei disagi, stiamo vedendo, non è una cosa che abbiamo deciso in maniera definitiva, ma vediamo che abbiamo un riutilizzo del verde praticamente al 100%, che può essere riciclabile, scusatemi, ma dal punto di vista ambientale questo ha la sua importanza. Abbiamo lo sviluppo per quanto riguarda i prelievi su prenotazione, che sono raddoppiati, vedremo e continuiamo comunque a monitorare, perché secondo me questa è la soluzione diciamo migliore da portare avanti, però non è detto che sia quella definitiva, vedremo se ci sono delle soluzioni intermedie, però dal punto di vista costi-benefici, i costi che si sostenevano prima di decoro zero, perché c'erano delle montagne di rifiuti, ho fatto delle foto che sono assolutamente impresentabili, sì. E sul fatto che non si riusciva a riciclare il 100% del materiale ma soltanto una piccola parte, questo senso. Secondo me è abbastanza pesante nelle considerazioni. Le leggo una mail e poi andiamo da Gianluca Paladin, che vedo essere pronto al nostro collegamento. La mail però è questa, Polidori. Sì? Oggi un vero triestino dovrebbe tifare Napoli, e da una retrocessione dei Furlani e una promozione dell'Unione si avrebbe un derby lacrime e sangue, parentesi, memento caso Furlan, che ovviamente è stata una pagina triste e drammatica, sì, certo. Per la morte di Stefano Furlan nell'84. Risposta: sottoscrivo al 100%. Ecco. Va bene, immaginavo che veniva fuori il tifoso che c'è in Polidori. In questo caso sì. Allora andiamo da Gianluca Paladin, chiedo un attimo d'attesa chi è in linea con noi per sapere se è pronto Gianluca Paladin, mi pare di averlo intravisto perlomeno da Piazza Perugino. Buongiorno.
Buongiorno Bernardo, buongiorno al sindaco Polidori. Sì, esatto, siamo in piazza Perugino per tornare un po' su un luogo che sta destando parecchie preoccupazioni, come i telespettatori sanno, perché i nostri servizi spesso e volentieri si sono occupati di questa piazza, un degrado costante. Oggi, stamattina presto, abbiamo preso che questa notte c'è stato un ennesimo blitz dei carabinieri che con le torce cercavano proprio qui tra le siepi, mentre c'erano dei ragazzi fermi a sostare in questa zona, i soliti noti, la maggior parte persone straniere. Probabilmente i carabinieri stavano cercando droga o qualche altra cosa, perché è stato fatto un blitz in tarda serata. Erano circa le 11 di sera quando i carabinieri hanno iniziato a operare in piazza, le macchine parcheggiate in fondo, e poi appunto qui insieme a circa una decina di ragazzi a controllarli per l'ennesima chiamata ricevuta in serata evidentemente da qualche residente che ha allertato. Piazza Perugino, che di fatto deve essere ripulita più di altre piazze ogni mattina per tutto quello che si trova, anche perché sono tante le persone che utilizzano questa piazza la sera e fanno un po' quello che vogliono, un Far West. Abbiamo visto anche arresti, se ricordate, di polizia e carabinieri intervenuti, proprio abbiamo mostrato i video in questi anni di possibili arresti, di arresti avvenuti proprio in questo contesto, anche perché insomma tutto sommato sono veramente, non si contano più questi episodi che continuano ad allarmare. Ci arrivano i video delle persone, dei residenti che dalle finestre ci mandano qualche contributo, ma è davvero una situazione oramai per alcuni residenti considerata ingestibile, perché oltre ovviamente alle risse, ad alcune liti, pestaggi che avvengono in questa zona, c'è anche il problema del degrado di tutto quello che poi viene lasciato sullo sfondo, anche il tema della droga, tutte cose che andranno appurate. Poi attraverso i nostri servizi di Tele4 sentiremo meglio anche che cosa è davvero successo precisamente questa notte, però insomma l'ennesimo arrivo della volante che deve gestire una situazione ormai davvero insostenibile. Gli schiamazzi notturni, la gente qui praticamente di notte non riesce a dormire. Colgo l'occasione per riprendere un altro punto della situazione, perché continuano le rapine in città, sempre con protagonisti giovanissimi, anche spesso minorenni, un contesto molto simile a quello di piazza Perugino. Per esempio venerdì scorso in tarda serata tra piazza Unità e piazza Ortiz sembra che 2 giovani di origine straniera abbiano imperversato con tentativi di rapine, alcune consumate, altre invece solamente tentate. Pare che in una sola serata gli episodi siano stati 5 di rapine o tentate tali, per cui insomma un allarme davvero importante. L'ultimo caso raccontato anche nel telegiornale di ieri, condotto da Umberto Bosazzi, di quest'altra rapina avvenuta proprio in quella zona, nei pressi di Italy, invece sabato sera, quindi un ragazzo di 25 anni derubato con l'utilizzo tra l'altro di questo spray al peperoncino. Sembra che però questi ultimi episodi, Bernardo, non siano, come dire, attribuibili a livello di autori a quella banda dello spray, che così abbiamo soprannominato, che invece imperversava in altre zone della città come San Giovanni e via Mascagni. Una situazione molto complicata. Il questore ai nostri microfoni ha ricordato in diverse occasioni che queste piazze, queste zone sono osservate speciali. Pochi giorni fa ha parlato proprio di piazza Perugino come zona osservata speciale. Certo è che però la situazione è diventata molto difficile da un punto di vista proprio della vivibilità. Questa è la situazione e la piazza in questo momento è in fase di pulizia, con ovviamente gli operatori sul posto che come ogni mattina devono raccogliere tutto ciò che viene lasciato durante la notte. È un lavoro un po' più faticoso rispetto ad altre piazze della città. Noi ci spostiamo, Bernardo, andremo invece più tardi al teatro, al ridotto del Teatro Verdi. Come sapete inizia il Festival del Cambiamento, la 2 giorni tra Trieste e Gorizia, all'insegna dell'intelligenza artificiale. Tanti gli ospiti che interverranno, ci saranno anche le istituzioni nazionali, per citarne uno, il ministro Tajani, ma si collegherà anche il ministro Giorgetti. Insomma, una ricca 2 giorni tra Trieste e Gorizia, che vede tanti professionisti di vari settori appunto confrontarsi su un tema fondamentale: la geopolitica, l'analisi, l'intelligenza artificiale, tutto correlato, e i lavori del futuro, ma questo ne parleremo più tardi al prossimo collegamento. Vi restituisco la linea. Allora, grazie a Gianluca Paladin e a Guido
Indri. Se vuole, Sindaco, poi le faccio commentare anche questi fatti di cronaca, se ha piacere. Sì. Abbiamo una telefonata prima, buongiorno. Pronto? Non credo che siamo nuovamente in grado di sentire chi è al telefono. Buongiorno. Niente, allora andiamo in pubblicità che sono già passate le 8:30, poi ritorniamo perché anche sul fronte muggesano ci sono altre novità di cui parlare. Ci vediamo tra poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia del sindaco di Muggia Paolo Polidori. Allora vediamo se riusciamo a sentire qualche telefonata. Per adesso 2 tentativi a vuoto, anche per problemi forse tecnici. Buongiorno. Buongiorno, Oh, ce l'abbiamo sono fatta. Lidia. Prego. Avrei piacere che si parlasse un po' di più della società di canottaggio Pullino di Muggia che sta ottenendo degli ottimi risultati ai campionati regionali. Sì. Per cui sento poca pubblicità, sento poco parlare, hanno vinto anche medaglie d'oro, di bronzo, d'argento, anche ieri a Portorose, per cui avrei piacere che si parlasse un po' di più di questa importante società. Ok. Grazie, buongiorno. A lei, grazie. Sì, diciamo che lo sport a Muggia sta avendo veramente notevoli successi, una di queste è la società Pullino, concordo col fatto che bisogna mettere in evidenza tutti questi risultati, noi lo facciamo regolarmente, anche prendiamo nota, poi ci sono delle occasioni in cui nella festa dello sport o comunque in varie occasioni dove diamo degli encomi, dei premi, lo abbiamo fatto anche spesso in consiglio comunale, per cui stiamo molto attenti ai risultati, anzi nel momento in cui anche ce lo comunicate, no, abbiamo anche il piacere di divulgarli in tutti i modi. Sindaco, le introduco Caliterna, leggendo questa mail, chiedo al sindaco di Muggia Polidori, non si potrebbe fare una strada nuova lato mare? Chissà Dio che... Una strada nuova lato mare. Allora, se noi pensiamo allo sviluppo che può avere Muggia, ma parliamo dei prossimi 10-20 anni, no? Quello che vogliamo vedere di Muggia in futuro. Abbiamo un territorio molto particolare, molto difficile, dove ci sono dei rilievi che arrivano praticamente, no, delle colline che arrivano praticamente fino al mare, poi dall'altra parte c'è il mare, quindi il territorio è veramente molto ristretto. E quindi da questo punto di vista la considerazione di rubare spazio al mare non è una considerazione peregrina, anzi già anni fa, ma tanti anni fa, io avevo cercato di portare avanti, ero assessore in regione al turismo, ma anche alla viabilità e ai trasporti, di fare il terrapieno, di continuare il cosiddetto terrapieno di Barcola, dalla Pineta a farlo fino a Miramare. Questa è una cosa di 30 anni fa, poi in qualche caso, in qualche momento viene ripreso, ma il discorso è lo stesso. Nel senso che siamo con una strada sul litorale che è strettissima, non c'è lo spazio per la balneazione, non c'è lo spazio per le ciclabili, ma tutto questo può essere risolto con una buona progettazione che veda al di là, no? Che porti avanti un discorso a livello strategico, ma sul quale stiamo già lavorando. Per esempio nella zona da Porto San Rocco a Molo T c'è già un progetto, che è un progetto quasi esecutivo, di fare un terrapieno, quindi di portare via 6-7 metri di spazio al mare per poter allargare la carreggiata, fare una ciclabile e fare una bella passeggiata dove magari, no, ci si possa anche stendere, si prende un'altra zona balneabile. E questo è già un progetto che stiamo sviluppando, che in questo momento è finanziato a metà, ma che cerchiamo di portarlo a termine entro qualche anno. Ma si può pensare per esempio anche oltre, dopo Acquario, la zona delle piazzole, è un'insenatura che arriva probabilmente fino a Punta Sottile. Anche in quel caso, cioè, pensare di tagliare dritto e di interrare, lì si creerebbe una zona veramente fantastica, no? Con aree di svago, con stabilimenti balneari, con veramente tantissime cose. Una sorta di mezzaluna, diciamo. Esatto, esatto. E queste sono le zone dove si può portare. Ecco, allora forse la risposta che il signore si aspettava magari potrebbe essere questa: andiamo un attimo più in là e pensiamo a quello che potrebbe essere un territorio dove puoi svilupparti magari per 5-6 metri, ma che sarebbero già più che sufficienti, ma anche con la chiusura di insenature, quindi di portare via spazio ulteriore al mare. Questo sarebbe sicuramente
e io lo voglio mettere in campo, un progetto fantastico che potrebbe interessare lo sviluppo di Muggia nei prossimi decenni. Caliterna come lo si valorizza invece? Facendo un ponte, come diciamo in pubblicità, sì. il ponte Trieste-Muggia. Allora, Caliterna, se pensate, doveva essere lo snodo, l'intermodale di chi arriva a Muggia in macchina o chi arriva in bici, vuole prendere il traghetto non arriva a Caliterna. C'è un molo che è inutilizzato. Appena ho le risorse si pensava di fare di aggiungere un altro pezzo di molo, un molo galleggiante anche, di fare una T, perché quel molo è stato costruito, diciamo ipotizzato in maniera sbagliata. Non ci sono i fondali, l'impatto sulla bora, che è il vento principale, è perpendicolare, quindi non permetterebbe l'attracco in numerosi giorni all'anno. Facendo un pontile galleggiante si riuscirebbe a portare il Delfino Verde, che è quella la sua destinazione, quello è il suo attracco naturale, e quindi di fare un vero centro intermodale, ma questo si arriverà, un vero centro intermodale tra auto, bici, traghetto, e quindi quello lì è lo sviluppo futuro di Caliterna. In questo momento ci stiamo mettendo mano, tra l'altro, alla struttura principale, perché andava veramente a pezzi, con una struttura in corten, e anche le pietre stavano andando giù perché erano messe veramente in una maniera assolutamente incredibile, perché la struttura dietro era tutta in ferro, in corten, che si è arrugginito, e quindi bisogna rifarlo completamente. L'opera ha dei costi abbastanza ingenti, perché tra la messa in sicurezza che abbiamo fatto mesi fa più le risorse che stiamo mettendo adesso sono 200.000 euro, è una cosa importante, ma vogliamo valorizzare tutta quella zona. Sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno. Mi chiamo Esther. Esther, buongiorno. Buongiorno Paolo. Senti, i miei amici oggi sono a Trieste perché ho avuto degli incidenti, ho bisogno di un aiuto costante che mi aiuti. Però mi telefonano e una cosa sarà banale, però Paolo, mancano negozi di vestitini, di biancheria per bambini. Sì. Ma come mai non c'è? Magari con qualche facilitazione, con qualcosa, perché i posti ci sono, però manca le persone che ci mettono il capitale, che fanno. Non è colpa tua, per carità, sì. Però a Muggia non ci sono, aspettano il giovedì e qualche vucumplà che va per le strade. Credimi, se qualcuno mette magari un po' di negozi, non pochi, almeno 3-4 negozi, se uno ha bisogno e non può venire, perché i muggesani scoccia venire a Trieste, lo dico subito, se possono rimangono a Muggia e fanno il giro di Muggia, che è meravigliosa, è una città al quale voglio bene. Spero di non averti dato averti detto delle cose che non vanno bene, però ti dico che tutte le donne desiderano dei nuovi negozietti dove si va a prendere la biancheria. Tutto qua. Non ho altro da dirti e ti auguro una buona salute. Grazie Esther, altrettanto. Grazie. Buona giornata. Sindaco. Questo in effetti, allora, non posso farci nulla direttamente, perché non è che posso promuovere l'apertura di negozi. Questi arrivano nel momento in cui c'è, a parte un'imprenditoria che vede lo sviluppo di Muggia, non solo per quanto riguarda i residenti, ma anche per quanto riguarda i turisti. In questi giorni Muggia sta esplodendo di turisti, e questo è già un fattore positivo. Si trovano ovviamente in un posto dove, soprattutto nel centro storico, dove effettivamente ci sono tanti fori vuoti, inutilizzati. Ma questo va a catena nel momento in cui comincia a muoversi, e quello è il compito del sindaco, di un'amministrazione comunale, quella di promuovere tutte le iniziative per far sì che che arrivi la gente, quindi cercare di promuovere il turismo con infrastrutture, con manifestazioni, con tutta una serie di iniziative, e questo sicuramente lo stiamo facendo.
abbiamo intenzione di portare avanti, ovviamente anche per quanto riguarda il decoro della città, una cittadina bella, pulita, con il verde curato, e su questo sto lottando con le cosiddette sponsorizzazioni. Stiamo affidando tantissime aree verdi che sono difficilmente, diciamo, c'è una difficile manutenzione ordinaria se dobbiamo metterci risorse comuni. Nel momento in cui la affidi a un privato, che ha tutto l'interesse perché poi ha anche la targa con la sponsorizzazione, si fa pubblicità, queste vengono tolte da quella che è l'incombenza del comune, ma vengono anche tenute bene. E lo stiamo facendo. Adotta una aiuola, dai. Esatto, e lo stiamo facendo sia per gli spazi grandi ma anche per le piccole aiuole, e sta avendo successo. Queste sono risorse che restano al comune ma che rendono ancora più bella Muggia. Ci sono tantissime iniziative che stiamo facendo e sicuramente alla fine ci saranno anche gli imprenditori, sono sicuro, che riapriranno i negozi a Muggia. Una mail dice: buongiorno, chiedo al sindaco, visto le numerose persone anziane, la possibilità di installare delle scale come nella zona Boa Beach. Grazie, riguardo le piazzole. Ma per quanto riguarda l'ingresso a mare? Sì. Allora, su questo, per quanto riguarda l'ingresso, sappiamo che soprattutto nella zona da Molotì fino ad Acquario c'erano delle rampe che sono state costruite, ma evidentemente là c'è stato uno sbaglio di progettazione. Dovevano essere anche per persone disabili, per persone anziane, per agevolare il loro accesso al mare. Si arriva a uno scalino per quanto riguarda finale per l'accesso al mare, che è alto circa 30 centimetri, che è difficilmente colmabile e che comunque crea difficoltà. Sicuramente una carrozzina con i disabili non può andare lì. L'unico punto che abbiamo visto dove ci sarà la possibilità, ma stiamo andando avanti adesso con tutta la questione dei permessi, e non è facile, è nella spiaggia di San Rocco, dove ci sarà la possibilità di creare una rampa che possa agevolare l'ingresso di persone disabili e anche di persone anziane per quanto riguarda l'accesso al mare, per cui su questo ci stiamo lavorando. Le altre zone sono più difficoltose. Una mail dice: complimenti al sindaco, chiaro ed esplicito nelle sue spiegazioni, lavora per i cittadini, contrariamente ad altri che fanno solo inutile e faziosa propaganda, ma che per i cittadini non fanno nulla. Buona giornata. Sentiamo, grazie, ringrazio. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono io? Sì, buongiorno. Prego. Sì, buongiorno. In un primo momento volevo intervenire sulla questione sicurezza, Piazza Perugino, eccetera, ma essendoci là il sindaco di Muggia è più giusto che appuntiamo su Muggia, sul turismo, eccetera. Dopo moltissimo tempo, ieri mi sono recato in compagnia di una coppia di amici in quel di Capodistria e abbiamo fatto una lunga passeggiata sul lungomare tra Capodistria e Isola. Sì. Sono rimasto letteralmente a bocca aperta, visto che ci mancavo da moltissimo. Piste ciclabili, piantumazione di alberi verso mare, spiaggia agevolata, non sabbia, ma insomma sono rimasto a bocca aperta, per cui una volta erano un po' indietro come progettazione, adesso mi pare che ci stanno dando parecchi punti, per cui consiglio a tutti quanti di farsi una sguardata là, e tutto quello là potrebbe essere anche di esempio o di sprone o di aiuto anche per Polidori, per poi andare a portare via un po' di roba al mare e procedere con piantumazione, che ho già sentito accennare, pista ciclabile, eccetera. Quello sarebbe un vero rilancio per Muggia, quello sarebbe il vero rilancio, assieme alle aiuole che sono... Concordo. Sì. Tutte iniziative meritano un plauso, tutto quanto, però o si va veramente a fare un'opera grande su tutto il lungomare fino al Lazzaretto, e quello sarebbe veramente un rilancio. Non dimentichiamoci i parcheggi che ho visto dei parcheggi lì sul lungomare tra Capodistria e Isola, tutto a pagamento naturalmente, ma in numero, una quantità infinita, e quindi bello da vedere. Buon lavoro, grazie Polidori, e buongiorno. Grazie. Beh, è un po' il discorso che si faceva prima, no? Di rubare spazio al mare,
Capodistria ha degli spazi più ampi e ha soprattutto una grande viabilità che passa praticamente per il centro della città. Hanno fatto un bel traforo, ricordiamo il discorso galleria, hanno fatto un bel traforo dove ci passano un'autostrada perché ha 4 corsie, e quindi il fatto di poter rendere questa zona tra Capodistria e Isola bellissima come è bellissima, noi dobbiamo effettivamente anche rubare le idee degli altri nella misura in cui possiamo realizzarle, perché il territorio di Muggia è molto più ristretto, però in sostanza è sulla falsariga di quello che diceva il telespettatore e quello che vorremmo portare avanti nei prossimi anni. Senta, lei sta portando avanti anche l'attività del noleggio taxi con conducente. Ci spiega Sì. come? Allora, la questione è relativa soprattutto al fatto che nella zona verso Lazzaretto ci sono numerosi esercizi, ci sono anche delle belle realtà, no? Ristoranti, ma c'è anche il campeggio, c'è tutta una serie di esercizi commerciali che hanno una difficoltà, dicono, per quanto riguarda il trasporto pubblico verso sera, soprattutto durante la parte estiva, la stagione estiva, per far venire le persone da Muggia o da Trieste e ritorno, perché ovviamente i mezzi pubblici hanno determinati orari e a un certo punto non ci sono più le corse. E da una parte non è pensabile di mettere delle corse a disposizione per pochi utenti, ma dall'altra parte ho detto, se c'è un'iniziativa privata da una parte e la proposta da parte del comune, infatti mi sono informato per quanto riguarda la possibilità di emettere nuove licenze per trasporto per noleggio con conducente, sia via mare che via terra, a questo punto ci potrebbe essere una realtà in cui un esercente o un imprenditore o anche tutti quanti messi in rete abbiano questa licenza e possano fare la spola, in questo caso via terra, fra il centro di Muggia o anche verso Trieste, perché nulla vieta che poi il servizio venga svolto anche fino a Trieste, oppure via mare. In questo caso però sarebbe necessario avere comunque un posto barca o quindi un ricovero per il mezzo altro, ma questo è possibile farlo. Allora, siccome ho sentito alcuni esercenti e sarebbero anche disponibili a farlo, ho scoperto che a Muggia finalmente ci sono delle licenze disponibili, le mettiamo nei prossimi giorni, facciamo un bando pubblico, ovviamente chi è interessato, anzi lancio anche un appello qui, chi fosse interessato potrebbe fare anche secondo me un buon affare, perché questo sarebbe un servizio sicuramente richiesto e potrebbe essere riempito sicuramente nelle giornate in cui uno vuol farsi anche magari bere anche un bicchiere in più e non avere anche il pensiero di dover tornare in macchina magari incorrendo in qualche sanzione. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Ah no. Buongiorno, sì, in linea, prego. Volevo chiedere due cose al signor Sindaco, mi dispiace che faccio anche perdere tempo. No, sono qua per questo. Primo, per l'edicola in stazione, sì, che non la manca. Ecco, secondo, ma perché noi vogliamo slargare la galleria, mi non arrivo ancora, sono vecchia, non vivo. E terzo, mi fa piacere, ed è il signor che ha parlato della camminata a Capodistria, però mi piacerebbe sapere se anche là i rompi, perché ti butti sull'albero, perché ti slarghi qua, perché ti stringi là. Così una curiosità mia, sì, signor, per sapere come che procedi i lavori con l'opposizione dell'altra parte. Certo. Bon, grazie e adesso vi ascolto. Grazie signora, prego. Beh, allora per quanto riguarda lo spazio da rubare al mare, io ho anche sentito una persona che ha detto era contraria al fatto di rubare spazio al mare. Scusa, questa è vera, siamo contrari al fatto di rubare spazio al mare, cioè il mare che non penso che sia un problema il fatto di, no, si può avere il problema di portare via un'area verde, di ridurre, ma portare via lo spazio al mare, cioè, per carità, questo veramente è una cosa Sindaco, mai venuta solo fuori. un attimo perché contestualizzo le immagini che vedono da casa, siamo sempre in piazza Perugino, stanno cercando evidentemente coltelli o diciamo materiale, anche gli agenti della polizia locale in questo
questo caso. Sì. Prima Gianluca Paladini nel collegamento ci riferiva come l'attenzione da parte dei carabinieri, quindi l'Arma e anche della polizia, sia alta nella zona di Piazza Perugino. Come vediamo anche la polizia locale sul posto, evidentemente le segnalazioni sono arrivate al corpo municipale che si sta adoperando per la ricerca di materiali, forse anche di sostanza stupefacente nascosta, di coltelli, perché quello è un luogo di ritrovo abituale di molti ragazzini e quindi forse qualcuno anche esce di casa senza niente perché sa che può trovare nascosto già strumenti o materiale, come detto, di varia natura, soprattutto illecito, e qua forse hanno anche trovato qualcosa. L'ho interrotta, Sindaco, mi scusi. No, ha fatto bene. Sì, dicevo, questo era un aneddoto, ma sì, che la dice lunga, dice lunga su quello che è il pensiero di certe persone, per carità, magari è rispettabile, però sicuramente non condivisibile. Per quanto riguarda l'edicola, ahimè, fa parte di una di quelle iniziative private sulla quale sappiamo che le edicole non godono di una prosperità tale da poter avere un subentro per quanto riguarda da questo punto di vista, perché è un settore sicuramente in crisi, però ritengo che non sarà facile poi sopperire a questa mancanza, ahimè. Per quanto riguarda la galleria, anch'io vorrei capire, io sono perplesso come lei signora, solo che io mi confronto giornalmente con una certa opposizione che dice no a tutto, che le spara grosse, che addirittura dà notizie false, ma proprio false, per quanto riguarda per esempio Punta Olmi, famosa Punta Olmi, la cementificazione e le casette eccetera eccetera, dove il comune di Muggia non c'entrava assolutamente nulla. Era un'iniziativa privata dove il comune ha dato soltanto l'ok per fare una conferenza di servizi dove i vari soggetti, no, che potevano essere la sovrintendenza, la forestale, si sono dichiarati contrari a quel progetto e il progetto è finito. Nel frattempo hanno portato avanti un discorso di speculazione che il comune portava avanti, di progetti che noi sponsorizzavamo, di tutta una serie di falsità. Lo stanno facendo anche con la galleria, perché l'opzione zero è una falsità che non è sostenibile. Io non riesco veramente a capire come, e loro stessi lo ammettono, una galleria che ha dei problemi, enormi problemi idrogeologici che saranno sempre più gravi nel futuro, non possano pensare che bisogna mettere mano. O si rifà così com'è, ma rifare un budello a senso unico alternato, abbiate pazienza, secondo me è inconcepibile. Nel momento in cui ci devi mettere mano, lo fai raddoppiando quella che è la viabilità. Non porterai, lo dimostreremo, non porterai incrementi di traffico, come loro dicono, non si sa perché dovrebbe portare un incremento di traffico, a meno che uno non dica cara moglie, andiamo a vedere la galleria di Muggia, andiamo a fare il turismo, andiamo a vedere la galleria. No, uno va a vedere la galleria, aumenta il traffico, ma anche questa capite che è una sciocchezza. Quindi sono contrari a fare di Muggia una città moderna, a una città più vivibile, una città che si possa sviluppare sul turismo al di là della galleria e su tutto il litorale. Sono contrari a tutto, vogliono una Muggia che ritorni al 1900, no? A una Muggia, non dico medievale, ma una Muggia arretrata dove ci sono soltanto i muggesani, e questo è quanto. Signora, io non le so dire altro del perché, se non per il fatto che se io dico A loro dicono B, se io dico B loro devono dire A. Dunque, ci ricolleghiamo con Gianluca Paladin al lento di una mail che dice: signor Sindaco, non ho votato per lei, ma sono in totale accordo con ciò che ha appena detto sul raddoppio della galleria e pedonalizzazione del Mandracchio. Non capisco più l'opposizione, i loro ragionamenti, dovrebbe esserci un'opinione plebiscitaria per raggiungere lo scopo, ma purtroppo non è così. Un po' Grazie, scusa, ho bisogno anche di queste, ho bisogno anche di queste voci, perché chi è d'accordo di solito sta zitto, no? Sì, fa più rumore che un albero che cade che una foresta che cresce, per cui... Andiamo da Gianluca Paladin e poi dovremo salutare il sindaco per i suoi impegni. Di nuovo a te Gianluca, buongiorno. Droga, coltelli, spray al peperoncino, è questo che stanno cercando gli agenti della polizia locale in piazza Perugino dopo le ennesime segnalazioni, e pochissimi minuti dopo il nostro primo collegamento dalla piazza. Ecco arrivare gli operatori municipali proprio per vedere cosa si può trovare tra le siepi, la stessa zona dove ieri stavano cercando i carabinieri con le torce. Sono tanti gli episodi che vedono ragazzi, anche minorenni, stranieri, come dire, occupare queste
questa piazza per ore e ore, dalle 10:30, 11 di sera fino a notte inoltrata, fino in realtà all'albeggiare. Quindi insomma una situazione che diventa un problema di tutti i corpi di polizia, anche del ovviamente corpo dei vigili urbani, quindi della polizia locale, che sta controllando una piazza che è presidiata dalla locale e dalle altre forze di polizia ogni giorno. Noi abbiamo rilevato un momento importante adesso, perché hanno battuto praticamente tutte le siepi, forse hanno anche trovato qualcosa, magari poi vediamo se riusciamo a capirlo, però insomma stanno cercando soprattutto oggetti atti a offendere, quindi taglierini, coltelli e quant'altro, mentre dovrebbero anche ovviamente aspettarsi di trovare forse della droga nascosta, hashish, marijuana o anche qualcos'altro. Quindi insomma un lavoro certosino di ricerca, perché questa zona è utilizzata, pare, anche come piazza di spaccio, quindi i sacchettini, la droga verrebbe sostanzialmente nascosta tra i rami, tra le foglie o magari sotto un po' di terra, per poi tornarla a recuperare quando serve. Ma queste sono tutte questioni che ovviamente andranno appurate. Sul posto sono circa arrivati da un quarto d'ora, 20 minuti, forse anche qualcosina di più, e insomma stanno facendo questo servizio di controllo che, ripeto, è costante durante tutta la settimana. Tra di loro le persone qui parlano, gli esercenti, prima abbiamo parlato con la tabaccaia, insomma chiude alle 7 il suo negozio e già a quell'ora nascono i primi problemi. È stata citata anche una rissa in passato avvenuta alla luce del sole verso le 6 di sera, quindi insomma una situazione veramente assurda per una piazza che vive momenti della giornata e della notte da un punto di vista della sicurezza veramente problematici. Quindi insomma un ennesimo racconto di una piazza Perugino che, parole tra l'altro anche di chi la pulisce ogni giorno, è forse diventata la più problematica di Trieste in questo momento per quanto riguarda la microcriminalità e il degrado. Abbiamo finito qua. Bernardo, ti ringrazio per questo collegamento, vi restituisco la linea. Allora Sindaco, se vuole salutarci facendo un commento su quanto abbiamo appena sentito da Gianluca Paladin, che ringrazio, poi dobbiamo andare in pubblicità. Sì, questo meditiamo su quello che è il risultato dell'accoglienza, no? L'accoglienza senza se e senza ma, messa in piedi dalla sinistra. Questo è il risultato. Abbiamo la cronaca che parla di crimini fatti al 90%, se non di più, perché penso di ragionare per difetto, da stranieri. Questo è il risultato di quella politica dell'accoglienza che poi va a danno dei cittadini, che fa vivere male i cittadini. Queste persone qua dovremmo avere la forza dal punto di vista anche legislativo di prenderli e di sbatterli, di farli tornare nel paese da dove sono venuti, senza se e senza ma. Alla prima che mi fai ti prendo, ti carico sul pullman o sull'aereo e te ne vai da dove sei arrivato. Questo non è concepibile. Questa è la politica che è stata portata avanti dalla sinistra e non solo, perché parliamo di tutto la questione sociale, e esiste una popolazione che sta soffrendo, che è messa in difficoltà grazie a queste politiche dove si dice accogliamo, 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 e questo è il risultato. Guardate quanto da oggi, prendete da oggi e nei prossimi 10 giorni, guardate la cronaca nera, quanti delitti, quanti reati saranno commessi da stranieri e quanti da italiani. Io non dico che gli italiani non lo facciano, come dicono tanti, ma tanto ce li abbiamo già i criminali, ma perché dobbiamo averne 10 volte tanto? Meditiamoci. Grazie al Sindaco di Muggia Paolo Polidori, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi, grazie Bernardo. Pubblicità tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, un buongiorno, un benvenuto anche a Alessandra Richetti, consigliera del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, ben ritrovata. Ben trovato. Dunque Richetti, domani mattina lei sarà partecipe di questo sopralluogo di una commissione consigliare a Barcola, coerenza con la stagione massima, a Barcola perché? Allora, questa è una richiesta che parte da una mia iniziativa. I primi di marzo avevo visto che in maniera così strana, a mio avviso,
alcune realtà, strutture di quelle che sono il lungomare di Barcola, che sono state utilizzate durante tutto l'inverno, anche dopo la mareggiata. Mi sto riferendo alla piattaforma del bivio di Miramare. Sono state chiuse e erano una cosa che non ho capito. Di fatto siamo abituati purtroppo da questa maggioranza che non dà risposte per quelli che sono i canali normali, più facili, più immediati, che sono fare le domande e a cui dovresti ottenere risposta nel minor tempo possibile. E quindi ho pensato, ma insomma, al di là del ottenere risposte, sarebbe importantissimo che vediamo con i nostri occhi e possiamo parlare, interloquire direttamente con tutti gli assessori coinvolti prima dell'inizio o dell'avvicinarsi alla stagione balneare. Di fatto ormai la stagione balneare è iniziata per i triestini. I tempi non sono quelli che secondo me sarebbero legittimi. Se io chiedo un sopralluogo i primi di marzo è perché è importante capire e farsi un quadro. A stagione così iniziata, dare delle risposte ai cittadini, che peraltro me le chiedono, perché stanno chiedendo effettivamente tutta una serie, mi stanno facendo una serie di domande, che però io, fino a quando non sento gli assessori stessi, non ho modo Cosa si aspetta? A me interessa che affrontiamo una serie di questioni. Intanto che diamo chiarezza su cosa sarà aperto, in quali condizioni, perché è uscita anche sul Piccono, no? Recentemente nuove regole per i bagni, e chiaramente che c'è un'aspettativa di avere maggiori delucidazioni. Okay. A me interessa che approfondiamo il fatto che a fronte del fatto che c'è una diminuzione di spazi legati ai topolini, chiaramente la gente si riverserà verso altre zone, e quindi è fondamentale che tutte siano non solo seguite, ma abbiano la possibilità di accedere al mare in sicurezza. Ma mi domando, faccio una domanda adesso così, io so che la Capitaneria di Porto, almeno così mi è stato detto, ha più volte sollecitato perché si aumentasse il numero dei presidi per la sicurezza delle spiagge, dei topolini, perché diciamocelo, se ci sono pochi presidi, 3, lungo un percorso che è importante con tanta frequenza di persone, frequentazione di persone, è chiaro che i rischi che l'operatore del salvataggio sia occupato in un'azione mentre magari viene richiesta da altre parti aumentano. Quindi lei dice i cosiddetti bagnini? I bagnini, okay, sì, okay. Sì, mi è capitato l'altro anno, sa perché lo dico? Perché l'altro anno mi è capitato, mentre passeggiavo lungomare all'altezza del California, di vedere uno dei bagnini che correva disperatamente a cercare di dare una mano a una persona che ha avuto un mancamento, per fortuna che si è risolto tranquillamente. Okay. Se era un arresto cardiaco, diciamo che in quella zona non c'è un defibrillatore. Non c'è un defibrillatore dalla fine Topolini fino al bivio. C'è tutto il tratto fine Topolini. 1 chilometro e 100 okay. Circa, non c'è un defibrillatore, non c'è nessuno addetto al salvamento. Okay. Ora, la maggior parte della gente, se chiude parte dei topolini, probabilmente andrà là. Allora sicuramente va affrontato. Io vedo che alcune... Quindi lei dice attrezzarlo e potenziarlo, insomma.
E a mio avviso vanno pensate soluzioni, e mi viene da domandare se sono state pensate delle soluzioni. Questo a prescindere dal fatto che ci saranno meno spazi per i topolini. E poi c'è una questione dei servizi igienici. Ci saranno rispetto a cioè i topolini fornivano un servizio importante, in tutto quel tratto non c'è il servizio dei servizi igienici, a meno che non vai a chiedere ai piccoli baretti, ai baracchini che ci sono lì. Chiaramente sono cose che vanno affrontate. La cosa che poi mi preme di più è, io lo dicevo prima della mareggiata, dicevo, signori, guardate, io sono nata a Trieste, per cui vedevo che fin da bambina, intorno a aprile, c'era la Chiatta che arrivava e riposizionava le barriere frangiflutti, non frutti. E poi c'era un camion che gettava il ciotolame tra il secondo e il terzo topolino, mi pare che sia. E questo lavoro non si fa più negli ultimi... con i bambini questa cosa era ancora, quindi saranno 25 anni. 25 anni non si fa più. Ora abbiamo speso tanto e il Comune sta investendo insieme alla Regione, insieme alla Cassa di Risparmio, tanto per rimettere a posto l'area, però... Rimane il problema. Rimane quel problema. Okay. Cioè, nel senso che chiaramente le barriere non sarebbero state probabilmente sufficienti per tutti i danni che ci sono stati, ma avrebbero consentito di tagliare la forza delle onde. Vengono fatte per quello, per cui chiaramente a me piace prevenire, lo dicevo prima, adesso c'è stata la mareggiata e adesso solleciterò perché e chiaramente non è di pertinenza del Comune, ma è di pertinenza del Comune sì richiedere perché vengano chi si occupa delle opere marittime venga sollecitato a porvi rimedio, perché se no buttiamo i soldi così al vento. E poi c'è la questione disabili, vorrei sapere se ci sarà l'accesso per i disabili, perché lì c'è a Barcola uno. Ecco. Sì. Allora, abbiamo una telefonata, poi andremo in pubblicità. Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Buongiorno, Chiamo prego. per una... Mi sente? Sì. Buongiorno. Sì, allora io volevo fare una segnalazione perché noi inquilini qua di via Puschi, sa dove si trova, ho chiamato anche altre volte, sì. siamo disperati. Vi spiego un attimo la situazione. Prego. Io ho una cagnolina piccola, ieri l'ho portata a fare un giro qua sotto, dopo mi avviavo la macchina che non è vicinissima a casa. Come siamo passate dall'erba è uscito fuori un ratto, da noi chiamato pantigane, io ho un cane di 5 kg che non so dire se era più grande il ratto o il mio cane, a parte che mi sono spaventata. Poi c'è un'erba altissima che non vengono mai a tagliare e noi inquilini quello che possiamo, con quello che abbiamo, cerchiamo di tagliare nelle parti più alte, perché stanno uscendo fuori le spighe e io le dirò la verità, non sono l'unica, che sia l'anno scorso che l'anno prima, perché non sono passati proprio a tagliare l'erba, ho portato il cane dal veterinario, io, la mia vicina e la signora sopra, perché uno se l'è preso nell'orecchio, uno gli è andato in gola e uno addirittura nell'occhio. Allora io dico, noi siamo regolari, paghiamo e siamo normali. Il portone fa schifo, non si chiude innanzitutto, e in questi periodi non è il massimo che il portone non si chiuda, se non lo spazzi proprio tu, e fa schifo, le scale sono piene di polvere, vengono quando sono il primo tratto, cioè veramente adesso questo ASR che è in gestione le nostre pulizie deve mettersi una mano sulla coscienza, se non vengono a lavare i sottoportici che fanno schifo, non vengono a tagliare l'erba che è altissima e a togliere le spighe, noi avremo i topi in casa fra un po', perché qua non sono appartamenti alti, sono palazzine di 3 piani. Io praticamente, essendo in primo piano, la riva è ripida, mi trovo al piano terra. Non vorrei mai che un topo
tranquillamente mi può entrare sul poggiolo, adesso il poggiolo aperto mi entra in casa. Adesso io capisco che sono case comunali e capisco tutto, che è importante che sia pulita la città, il centro città, ma noi qua che siamo in queste zone non possiamo sopportare avanti. Ne parlavo ieri proprio con gli inquilini qua di casa, è uno schifo. Adesso io anche chiamerò l'Aper, ma l'ho chiamato parecchie volte, non è che se ne freghi praticamente tanto, però noi non possiamo vivere tra i topi, la cacca, la pipì, poi sono pericolosi anche, perché se uno lecca la pipì sa benissimo che il cane può prendere la leptospirosi. Adesso non so se è giusto, solo perché noi non siamo tanto diciamo avvantaggiati come ci siamo capiti, dobbiamo vivere in questo stato. Mi scusi, ma sono molto arrabbiata perché io sono regolare, pago sempre, pago tutto e pretenderei che loro si comportassero in modo un po' più consono con noi inquilini di queste zone. Molto chiaro. Buongiorno. Grazie, molto chiaro, non si deve scusare, ha fatto bene a segnalarlo, magari faremo anche noi un passaggio una di queste mattine. Dobbiamo andare in pubblicità, siamo in ritardo, a tra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione sempre con Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, andando ad ascoltare un'altra telefonata, poi se vuole facciamo un commento anche sulla precedente che riguardava la pulizia di un condominio di Via Puschi, in questo caso competenza ATER, ma poi parlavamo fuori onda che ci sono anche altre zone dove la competenza è anche di altri che non si trovano in buone condizioni. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Sì, buongiorno, Sergio qua. Prego Sergio, buongiorno. Volevo fare una segnalazione, ma l'ho fatta, ma non so quante volte l'ho fatta a Sveglia Trieste con i vari diremo, consiglieri, però nessuno, a oggi nessuno ha fatto niente. E parlo della fermata del tram di Officina, della fermata di Piazza Oberdank, che ha le panchine da anni senza i marmi, è una vergogna. Da 8 anni che è fermo il tram, nessuno si è mai accorto di quel problema. Mancano tutti i marmi sulle panchine. È una cosa schifosa, perché con il turismo una cosa l'altra, perché adesso dovrebbe venire, perché poi non si sa quando parte il tram, perché parte, qua è un mistero unico che in 8 anni nessuno ha saputo dirci quando, cosa, come, e non si sa perché penso che ci sarà uno che è a capo di questo tram, e lui dovrebbe sapere quando. Noi cittadini non abbiamo mai saputo, ma proprio niente. Poi un'altra cosa volevo dire, il discorso del bivio, ma cosa il comune non sa buttare dentro in quel buco, non so, chiama la ditta che ha il cemento, con 2 o 3 betoniere di cemento e forse anche 4, chiuderebbe il buco in tempo di mezza giornata. E siamo qui già da mesi che il buco rimane lì e dà problemi agli autobus e a tutto il movimento che va a Miramare. E ancora una cosa, e chiudo, Gulota, e io l'altra volta avevo telefonato per quel gazebo che si trovava una volta in Piazza della Borsa prima della ristrutturazione, ma ci sono delle foto dell'epoca non di adesso, ma dell'epoca del primo Novecento, che c'è quel diremo casotto, e era lì. E allora perché le Belle Arti non mettono dov'era, com'era, e invece di lasciarlo al museo De Enriquez, perché se quello lì era in Piazza della Borsa, quel gazebo deve ritornare in Piazza della Borsa. Grazie e buona giornata. Grazie, riguardo a quest'ultimo dettaglio l'avevamo appurato con l'opera di ispezione dei consiglieri Polacco e Babudar diversi anni fa, che la ristrutturazione di Piazza della Borsa e quindi il contesto più moderno rispetto a quello originario non prevedeva più la posa di quella cabina telefonica visibilmente ottocentesca, perché, come dire, stonava con il contesto. Poi
sui gusti, come si dice, non est disputandum, però insomma vado a riferire quanto mi è stato comunicato. Per quanto concerne poi il tram e eventuali anche necessarie opere di sistemazione delle panchine, io da Google Maps del luglio 2020 vedo le panchine col marmo. Non ho fatto caso onestamente, per quanto passi spesso anche in piazza Oberdan, se a oggi le panchine che ora vedo qui sono in uno stato, qua ci sono gli alberi di Natale, perché l'immagine di gennaio del 2022, a parte questo pezzo ammalorato, non ho conto se a oggi queste panchine siano in piedi oppure no. Sì, mi informerò, cioè certo. Onestamente non. Voleva tornare anche sulle pulizie? Pulizie, sì, della telefonata precedente. Sì, chiaramente qui la responsabilità di Ater, e quindi va affrontato il discorso con Ater, mentre proprio questa mattina mi segnalavano problemi di pubblicità, di pulizia e di ratti proprio nell'area invece di via Bergerio. Anche lì si chiede che venga fatto uno spazzamento molto più frequente. Chiaramente chi me l'ha raccontato mi ha detto io non vedo mai, perché quando c'è lo scoramento per la pulizia e per la paura dei ratti, perché diciamocelo, tutte queste signore che stanno segnalando questi problemi di igiene hanno assolutamente ragione, cioè i ratti vengono richiamati anche dalle immondizie, quindi invito comunque anche la popolazione, dove è possibile, a porre cura e attenzione in cosa buttano, cosa gettano, il mangiare, i bottini che sia ben chiusi. Però se non vai a pulire e se non vai a... mi era capitato di avere problemi di ratti, di affrontare i problemi di ratti da presidente di circoscrizione lì del campo di San Luigi. Effettivamente si ballava. C'erano tutti quei buchi nel muro. C'erano i buchi nel muro e i bottini, i cassonetti dall'altra parte, per cui quello che facevano i ratti avevano da una parte le dépendance, dall'altra il supermercato direttamente. E quindi lì bambini, ragazzini che vanno a giocare, ma anche persone anziane che devono prendere l'autobus, indifferente di tutte le età, non dico adesso, però dovevi ballare, nel senso che questi qua durante il giorno, senza nessun tipo di scrupolo, passavano avanti e indietro per fare la spesa. E lì avevo chiesto di richiudere tutti i fori ed è stato un successone, non si sono più visti ratti da quel momento, non perché, attenzione, non perché sono stati uccisi di fatto, ma perché il ratto, essendo un animale molto intelligente, diciamo che va a trovare la collocazione, il posto dove stare, nel posto in cui ha più facilità di reperire il cibo, se no si sposta. E quindi va in un'altra locazione, in un'altra zona. E il nostro compito è rendergli la vita difficile, perché purtroppo spesso le deratizzazioni con le esche sono poco efficaci proprio per l'intelligenza di questi animali, no? Una volta che l'animale più vecchio che viene mandato avanti nelle zone più a rischio muore, nessuno nessuno degli altri animali più giovani va in quella zona. Ricordiamo che le topoline ne fanno, perché mi pare che ogni gravidanza, ogni mese sia di 8 cucciolettoni. Quindi i ratti prolifici creano problemi e, come diceva la signora, anche di igiene e di salute pubblica. Sì, senz'altro. Di solito i nostri cagnolini sono
vaccinati e quindi grazie a Dio da quel punto di vista dovremmo stare tranquilli, ma questo non vuol dire che un morso del ratto a noi o all'animale faccia bene. Ecco. Dobbiamo andare nuovamente in pubblicità, poi senza interruzioni fino alle 10, a tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, andiamo subito a sentire una telefonata. Buongiorno. Sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno loro signori, buongiorno ai triestini e anche ai friulani. Prego. Allora, avete menzionato il tram di Ossina, no? Sì. Ma è il 1° aprile che si può fare qualsiasi scherzo. Il sindaco potrebbe prendere alla guida del tram e venire giù senza i passeggeri, basta, e far vedere che il tram può correre su quei binari già fatti nuovi, invece di aspettare chi deve fare il collaudo. E cosa ci vuole? Non lo so, il 1° aprile. Vabbè, spostiamo il 1° aprile al 1° maggio, al 1° giugno e facciamo anche questo scherzo. Un'altra cosa, alle 2 di notte, dalle 2 alle 4 ho ascoltato la replica vostra. E quindi sì, Marco Stabile mi ha detto di passare lì da voi a fare una trasmissione, ma se io faccio la trasmissione a modo mio, voi sarete voi a dire che non mi va bene, come io adesso faccio opposizione al vostro discorso, sempre sul discorso degli extracomunitari, che praticamente non si riesce a fare niente, ma non volete fare niente, perché tirate le orecchie al prefetto, al questore e al sindaco di mettere tutte le forze dell'ordine sul confine e vedere chi arriva, o anche in piazza Livio Trieste, chi non ha il documento via. Vannacci ha fatto la guerra, sa come si fa la guerra, ma se va in Europa saprà anche come fare la pace. È inutile che Giaia e anche il Federica dicano di no perché lui non è leghista. A me il gatto bianco, rosso, verde non mi interessa, mi interessa quello che troppo è troppo. E lui forse è il migliore per poter far fermare le guerre. Grazie e mani. Grazie. Beh, vedremo anche il seguito che avrà la candidatura di Vannacci, se avrà mosso l'elettorato oppure no, insomma questo lo decideranno le urne, Ricchetti. Diciamo che trovo curioso l'affermazione che un generale che è abituato appunto ad affrontare e confrontarsi con la guerra sia un uomo che porterà la pace. Cioè, lo trovo veramente bizzarro. Mi ricordo che più di uno ha detto che per andare verso la pace non puoi fare una guerra, devi cominciare a ragionare su prospettive completamente diverse. Non vado a commentare Vannacci, una persona che chiaramente non o gioca o non è abituata a così concentrarsi su quello che dice, perché le sue affermazioni in merito ai disabili sono state ingiuste, imbarazzanti, inaccettabili, in una situazione in cui si sta cercando sempre di più di coinvolgere, di rendere partecipi con grandissimi risultati tutti quelli che sono i disabili anche cognitivi e di inserirli all'interno del mondo sia scolastico che lavorativo. E in questo contesto qui di sforzi in quella direzione uno va a parlare di classi separate. È chiaro che se voleva dire qualcosa di diverso doveva pensare bene a attivare la concentrazione per parlare. La guerra diciamo mi apre il discorso che facevo prima,
che è un tema secondo me molto delicato, molto presente attualmente anche in Italia. Sì. Noi siamo presenti con i nostri aiuti agli armamenti sia verso l'Ucraina che verso la striscia di Gaza, verso Israele. E mi dispiace dirlo, però ci sono degli forti interessi da parte dell'Italia per continuare a mandare armi e non sono di tipo umanitario. Perché abbiamo Leonardo, che è la prima industria di armi a livello europeo, abbiamo gli studenti delle università inglesi che stanno protestando, non parlo di quelle americane, ma di quelle inglesi che stanno protestando fortemente contro la presenza di Leonardo nelle università, cioè un'azienda che fa armi presente in università ovviamente gli interessi sono quelli, esportare armi, quello è. L'Italia, ricordiamo che ha anche degli interessi petroliferi all'interno di Gaza, cioè all'interno, in prossimità, in zona verso Gaza. Quindi il nostro sostegno in una situazione che è stata denunciata dalla Corte europea perché ci sono dei presupposti per dichiarare dei crimini contro l'umanità, perché di fatto quello che sta avvenendo è un genocidio di bambini. Cioè io guardando i numeri sono agghiaccianti, ancora di più quando ci ragioni su quei numeri, perché si sta parlando di 40.000 persone uccise, di cui praticamente tra i 25.000 e i 30.000 tra donne e bambini. Allora, quando una guerra va a colpire una guerra ovviamente siamo contrari, ma quando comunque va a colpire non gli obiettivi strategici, ma quelli civili. E mi dispiace, qui c'è qualcosa che non sta funzionando e l'Italia ha una grossissima responsabilità, è un grossissimo coinvolgimento importante veramente anche sul punto, anche sulla questione economica per gli armamenti stessi. Allora andiamo a sentire la telefonata così sistemiamo anche il microfono. Sì, assolutamente. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno. Non sento nulla. Sta ascoltando la TV. Allora andiamo a leggere delle mail perché abbiamo... Eccoci, buongiorno. C'è in linea? Pronto? Sì, prego. Oh, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire qualcosa alla signora. La signora mi pare che sia del Movimento 5 Stelle, giusto? Sì. Sì. Ecco, volevo dire, se loro non si mettono d'accordo con non un campo largo, ma un campo larghissimo, queste destre non li mandiamo mai via a casa, perché stanno facendo solo che danni stanno facendo. Ecco, la sanità allo sfascio completamente, al pronto soccorso 15 ore per avere una visita, 15 ore aspettare una persona in sala attesa, 15 ore con un solo medico. Ok. Quindi se si svegliano un pochettino, fanno un po' unione con gli altri partiti, le opposizioni, e mandare via questa destra a casa. Ok. A casa per sempre. Ever. Grazie. Prove di una nuova, un nuovo gruppo d'opposizione ci sono. Sì, io ragionerei invece sul grandissimo potere
che ha un partito, il più importante a livello italiano, e che è quello che sta determinando i giochi attuali della politica. Sto facendo riferimento a quelli che non votano. Signori, la realtà più grossa è che chi si mette in gioco, come mi sono messa anch'io in gioco, lo fa investendo tutte quelle che sono le energie, cercando di risolvere quelle che sono individuando le criticità, segnalandole, comunicando, ma poco può fare. Il vero ruolo è quello del cittadino. Quindi un appello al finiamola con sono tutti uguali. Il Signore ha denunciato una serie di problemi che sono concreti e sono reali. Io ho ricevuto veramente tante segnalazioni da parte di persone che stanno male, che sono in grande difficoltà perché hanno problemi a farsi curare. Persone, prima si parlava delle malattie rare, in questo momento ho in mente una persona che qualche giorno fa soffre di malattia rara, ma non è tanto importante questo. Diciamo che una persona che soffre di malattia rara già lotta per tutta la sua vita per la propria salute. Ma lei diceva, non riesco a fare più prevenzione rispetto a tutte le problematiche che ho io, perché mi danno delle tempistiche che sono di 1 anno, di 8 mesi, e mi fa, così io non riesco più a curarmi, non riesco più a deglutire, non riesco più... E questo è inaccettabile, no? Faccio riferimento, non ha parlato della scuola, io vedo adesso, in questi giorni è arrivato la delibera per cui c'è stato la delibera che parla di sperimentazione che vedrà l'asilo nido di Roiano a venire di fatto esternalizzato, no? I servizi verranno esternalizzati dopo che il comune, dopo tanti anni, ha messo veramente tante risorse per rimetterlo in ordine. E la parola sperimentazione ovviamente ci fa temere che poi seguirà quello di San Giovanni, che è in fase di completamento dei lavori. Ma a cosa è dovuto? Alla mancanza di personale? Allora, questa è una cosa che io, venerdì avevamo una capigruppo in cui abbiamo incontrato i sindacati, e uno degli argomenti che per l'appunto ha presentato l'assessore è la mancanza di personale. E questo mi ha dato l'occasione di ricordare che una delle prime esternalizzazioni è stata fatta per i servizi del sociale, i sociosanitari, non dal centrodestra, ok? E adesso ne stiamo pagando le fortissime conseguenze. Adesso e una delle principali conseguenze è che non si trova più personale sociosanitario, gli educatori che devono avere delle competenze importanti, la laurea, e soprattutto devono avere una pazienza, dovrebbero avere dei tempi di recupero, sono o in burnout. Io conosco operatori che si sono suicidati, sì, perché in certe situazioni la pesantezza la senti e te la porti a casa, e se non sei supportato, se non hai aiuti, non ce la fai, e quindi un sacco di persone che hanno ancora energie, che si sono licenziate e sono andate a fare altri lavori, proprio completamente diversi. Allora diciamolo, tutti questi operatori ormai sono
lavorano all'interno delle cooperative da quando sono stati esternalizzati i servizi. Allora io faccio questo ragionamento. Il pubblico fornisce delle tutele che sono notevolmente importanti, sono le tutele dei diritti dei lavoratori, la maternità, che è uno degli argomenti citati dalla delibera, per cui dice che non possiamo permetterci di avere le maestre assunte dal comune perché vanno in maternità. Non si può sentire nel 2024. No, non si può sentire nel 2024. Permetta. Comprendo, mi è chiaro che sono dei costi che ricadono comunque sul datore di lavoro. No, chiaro, mi è chiarissimo, chiaro. ma in parte cadono sul datore di lavoro, no? E attenzione, il fatto che vai a mettere delle persone, io parlavo degli operatori sociosanitari che prendono 600, 900, lavorando praticamente sempre, perché anche se hai orari part-time ridotti, e non ne sto facendo colpa alle cooperative, ma le cooperative che spesso devono andare al ribasso, quello sono costrette a fare. Si trovano il carico degli adeguamenti che sono sempre più onerosi. Una volta, quando le risorse erano all'interno del comune, erano adeguamenti che erano in seno al comune. Quindi carichiamo le cooperative dei pesi della gestione. Dall'altra parte carichiamo sugli operatori il peso globale, con poca paga e con delle responsabilità enormi. Senza diritti, perché nel momento stesso che tu mi stai dicendo non possiamo avere le maestre che vanno in maternità o in malattia, tu mi stai dicendo che quelli che andremo a prendere attraverso il mondo del privato non faranno figli e non si ammaleranno, questo mi stai dicendo. Non si ammaleranno soprattutto. Ma appunto, ma io questo volevo dire, cioè, signori, ragioniamoci, si sta creando una situazione che sarà di peso su tutta la città, perché il servizio cambierà e cambieranno assolutamente le condizioni dei lavoratori. I nostri, che abbiamo una lista di precari, è stato ripetuto molto chiaramente dai sindacati, abbiamo una lista lunga di precari. Se il problema è una questione legata a non si individuano gli educatori, intanto iniziamo ad assumere quelli che sono precari da 20 anni. Quindi, insomma, anche questo fa discutere. Quindi il mio appello, quello iniziale, che forse in tutti questi discorsi ce lo siamo persi, è: signori, andate a votare e ragioniamo bene, informatevi innanzitutto, che è la cosa più corretta da fare, informarsi, chiedere, farsi delle domande. Perché le cose non funzionano? Ma veramente, come ho sentito, perché sono arrivata qui, sentivo fuori, ma veramente la questione della sicurezza è legata solo ai poveracci che arrivano qui? O è legata al fatto, perché adesso ci sono loro, al governo, alla regione e ai comuni, per cui, signori, se c'è un problema di accoglienza, ma siete voi che lo state mantenendo. Quindi, insomma, ci sono delle storie che mi sembra che non quadrano. Torniamo a sentire telefonate. Buongiorno. Buongiorno, sono Pamela. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno Alessandra. Buongiorno. Allora, volevo aggiungere al suo giusto discorso il fatto che siamo in piena austerity, cioè il patto di stabilità in Europa praticamente contro abbiamo votato solo quelli del 5 Stelle e forse la cittadinanza non ha ben capito che questo significa 13 miliardi di tagli all'anno secchi solo per il patto di stabilità, solo per quello. Quindi si andranno a fare ulteriori tagli, sempre sulle stesse identiche cose, la sanità, che appunto appena spiegato in che situazione siamo, l'istruzione, che è fondamentale per rendere le menti libere, non condizionate, e poi
sì, volevo aggiungere un'altra cosa, non me la ricordo, perché voglio far fronte anche al fatto dei consultori. Non sono affatto contenta che hanno obbligato adesso nei consultori a far intervenire le associazioni pro vita. Un essere umano, se è in una democrazia, è libero, ha il libero arbitrio e soprattutto su se stesso. E trovo veramente una violenza tale andare a far sentire il feto a delle donne che già devono andare ad abortire e non ci vanno facendo i salti di gioia, essere condizionate in un momento talmente fragile. Le conseguenze possono essere molto gravi. Non si può costringere una persona a fare una scelta che vogliono altri. Ognuno è responsabile di se stesso. E io mi auguro che questa cosa delle associazioni pro vita che ti obbligano ad ascoltare il feto prima di decidere di abortire vengano eliminati, perché una violenza ulteriore su una donna, non si sa quella donna come è rimasta fecondata. A volte ci sono delle violenze, a volte ci sono situazioni mentali fragili delle persone che possono andare incontro a una gravidanza. E visto che non c'è un appoggio in questa società per donne così fragili, dopo non lamentiamoci che troviamo bambini nel cassonetto, madri che agiscono in maniere bestiali nei confronti dei propri figli, oppure ci lamentiamo che i figli non vengono educati, chiaramente, perché se i genitori non amano i propri figli, non li seguono, perché uno può anche lavorare, però i figli, le indicazioni che gli danno quando li amano veramente sono indicazioni di coscienza molto serie per poter agire nel mondo e saper distinguere il bene dal male. Questo non sta accadendo, si ha sempre la scusa del lavoro. Io ho lavorato di notte per poter stare di giorno con i miei figli. Ognuno fa le proprie scelte, però so che non ho mandato 2 delinquenti in giro. Questo so. Grazie. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Grazie. Beh, anche consultori, come diceva la signora Pamela. Sì, i tagli ha iniziato dalla questione europea, in cui c'è stata appunto una votazione a cui solo il Movimento 5 Stelle effettivamente ha votato contrario ed è effettivamente strano perché verranno imposti dei notevoli sacrifici a livello anche di Italia. Le europee mi fanno pensare semplicemente che è interessante di nuovo quello che mi collego a quello che dicevo prima dell'intervento di Pamela, al fatto di quanto sia il potere dei nostri cittadini, e basterebbe anche lì guardare chi si sta presentando alle elezioni e quanti in qualche maniera hanno avuto problemi con la giustizia. Cioè, io ce l'ho lì, perdonatemi, però quello è un argomento importantissimo. Certo. Cioè, se io devo fare un concorso a livello di amministrazione pubblica, io non devo avere avuto problemi con lo Stato. Ma certo. Qui se io truffo lo Stato, invece posso continuare a fare il ministro, ogni riferimento puramente casuale, e comunque, anche se continuo ad aver problemi con lo Stato per operazioni poco chiare, posso anche candidarmi alle europee. Anche qui, certo, le opposizioni possono dire queste cose non vanno bene, però i cittadini possono fare molto meglio, che è quello di non votare partiti che sono proprio sfacciatamente incuranti
dell'onestà dei loro, delle persone che propongono, certo, dei candidati. Certo. Chi è che non vota? I giovani? In realtà c'è un grande risveglio dei giovani. Ed è molto interessante questa cosa qui, perché il fatto che ci siano adesso, e si parlava prima, delle università che stanno protestando a sostegno del popolo palestinese in America, in Inghilterra, ma non solo, anche in Italia, significa che c'è un risveglio dei ragazzi e si rendono conto che è importante diventare protagonisti. Siamo ancora lontani da avere un buon risultato, ma secondo me la fascia che invece non vota sono quelli tra i 30 e i 50. Questo è quello che sono dati che andrebbero comunque valutati. Sì, chiaro. Io aggiornerei perché rispetto al passato sono d'accordo con l'affermazione fatta prima che mi hai chiesto. I giovani non votano? Una volta effettivamente i giovani non votavano, anzi ritenevano che non interessarsi fosse un vanto. Non mi interesso di politica, quindi è una cosa. Adesso no, adesso sono presenti per l'ambiente, adesso sono presenti per la Palestina, insomma c'è una buona fetta di interessanti. C'è un risveglio che dà speranza. Grazie ad Alessandra Richetti, dobbiamo chiudere, sono le 10, grazie per essere stata con noi, una buona giornata e buon lavoro. Noi ci fermiamo come detto, si torna domani mattina a partire dalle 7. A tutti voi una buona giornata.